domande e poi la volevo convocare subito a iniziare con lei. Io faccio una breve presentazione. Perfetto, Dopo vi lascio la palla. non ha Bene. Buonasera, io vi rinnovo l'augurio di una buona serata, benvenuti a questa quinta serata di Soligo in Rete, il meeting sull'informazione organizzato dalla testata che dirigo, qdpnews.it. In sottofondo sentite le note della Marsigliese che oggi pomeriggio un po' tutte le trasmissioni hanno adottato, ovviamente ricollegandosi in omaggio ai caduti degli attentati che hanno sconvolto Parigi ieri sera. E questo è anche il motivo per cui il dottor Claudio Brachino è arrivato con un po' di ritardo, proprio perché i palinsesti, i programmi televisivi, ma ovviamente qualsiasi redazione giornalistica è stata letteralmente stravolta. Io non mi dilungo, Claudio Brachino retoricamente non ha bisogno di presentazioni, molti lo conoscono perché conduceva Studio Aperto qualche anno fa, poi ha avuto una carriera diciamo dirigenziale, attualmente è direttore di Video News, che come ci spiegherà Pachi Arcella, che sarà il presentatore di questa serata, Pachi Arcella ci accompagnerà anche nello spiegare il lavoro di oggi di Claudio Brachino. Io vi ringrazio ancora per l'attesa, la pazienza che avete avuto. Buona serata e grazie ancora al dottor Brachino e a Pachi Arcella. Buonasera, innanzitutto il più cordiale benvenuto a tutti. Grazie. In una terra dove logicamente c'è arte, cultura, una terra dove è conosciuta anche per il prosecco, quindi una terra famosissima per le tradizioni e la cultura. Però questa sera è una serata un po' speciale. Noi avevamo preparato tutto un discorso che doveva integrare e parlare soprattutto di informazione o spettacolarizzazione, perché il sottile confine oggi è quasi da decifrare. È un momento storico particolare proprio perché
il mondo ha subito ancora una volta un grave colpo, un colpo soprattutto alla libertà di tutti noi, perché oggi con quello che è accaduto, diciamo, si è inflitto veramente un altro, e siamo ritornati ad un altro, diciamo, 11 settembre, che è stato definito 13 novembre, non a caso. Quindi il direttore Brachino, innanzitutto direttore di Video News, tutta l'informazione di Mediaset che non fa parte dei telegiornali, pensate, gestisce e quindi si occupa di ben 15 programmi televisivi, tra i più, diciamo, quelli che seguite sicuramente quotidianamente, Mattino 5, Pomeriggio 5, Domenica Live e tanti altri programmi che ci spiegherà direttamente il direttore. Io vorrei subito coinvolgerlo anche perché oggi ha vissuto una giornata veramente incredibile, quindi dobbiamo partire proprio da questo punto, un punto che stravolge un po' la scaletta ma che ci porterà lo stesso a vivere questo discorso proprio che tratteremo, dove si parlerà di informazione, più informazione di questo. Certo. Quando succedono queste cose. Beh, in primis io mi voglio scusare con i presenti, quelli che sono venuti, perché io sono molto puntuale, in genere non faccio aspettare mai nessuno. Io sono poco formale, Pachi, è la prima volta che lavoriamo insieme, però lo dico, insomma, mi aspettavo una folla minacciosa che erano arrivati tardi, siete in pochi, ma io lavoro allo stesso modo per pochi e per tanti, anzi quelli che sono venuti in pochi ci divertiremo di più perché sono poco formale, amo molto dialogare con le persone, mi piace ancora stare a contatto con le persone, anzi mi piace tanto di più quanto sono a Cologno dietro prima una telecamera e poi dietro le nostre riunioni che fanno parte della vita di un manager, perché un direttore di testata oggi è anche un manager, per alcuni soprattutto un manager, per me è anche un manager perché io mi sento soprattutto un giornalista, quindi incontrare le persone per me è importante. Quindi alterneremo gli elementi intellettuali seri previsti dalla tua scaletta alle questioni un po' più personali, quindi qualche dato biografico lo voglio dare prima perché c'è sempre bisogno di presentazione. Per esempio Video News non si sa che cos'è. Io quando sono diventato direttore di Video News l'ho detto a mio padre e a mia madre, che vivono a Viterbi, sono viterbese nel nord del Lazio, non so se lo conoscete, ma Conegliano un po' me lo ricorda perché è un posto bellissimo di campagna in cui c'è un ottimo vino, in cui si mangia bene, in cui l'aria è buona e diciamo sono meno buone le persone nel viterbese, però fa niente, come diceva Stern, non è che si può avere la Sicilia senza i siciliani, lo diceva Stern, non io, insomma. Quindi alla fine qual è il filo del discorso? Perché ho citato i miei genitori. Il discorso è Video News, parliamo di una... Ho detto, papà, sono diventato direttore, no? Come un figlio unico di una famiglia semplice che ha pagato per avere il proprio figlio. Direttore di che cosa? Mi ha detto di Video News. E poi mi ha detto, ma che cos'è? Allora ho capito che anche quando si diventa numeri uno bisogna sempre spiegare le cose. Video News è una testata che 25 anni fa era l'unica testata di quel gruppo che si chiamava Fininvest e faceva tanti programmi importanti con tanti giornalisti importanti. Una sera, noi ci salutiamo uno a uno, quindi è divertente, anzi se poi mi dite anche voi chi siete, così ci conosciamo uno per uno e può essere diciamo un convegno particolare, anzi rovesciato. Insomma, che no? per giunta, Claudio, i temi dovevano essere trattati con tanta familiarità come si voleva, perché è giusto instaurare un film. Però dicevo che cos'è Video News? Era stata la prima testata di quel gruppo lì, poi c'è stata la grande avventura dei telegiornali degli anni 90 a cui ho partecipato, perché io sono di quella generazione che era presente il 16 gennaio del 1991 a Milano 2, trasferito quel giorno da Roma, da Emilio Fede, che faceva uno speciale che si chiamava Studio Aperto Ultimatum Golfo. E effettivamente poi quella notte avevo avuto un'intuizione, il grande Emilio, di cui oggi si parla per altri motivi, ma io non voglio entrare su questo campo, per me rimane il grande direttore della guerra del Golfo. Noi eravamo tutti ragazzi giovani, non avevamo 30 anni, eravamo usciti dall'università, avevamo poche esperienze professionali, chi aveva scritto in un giornale, chi aveva fatto qualche servizio, chi aveva fatto qualche piccolo programma. Era la prima volta che ci trovavamo a raccontare la guerra, di cui si parla anche oggi, no? Ho sentito che il termine guerra oggi ritorna nella nostra vita, è una guerra di tipo diversa da quelle tradizionali, ma è sempre il campo semantico della guerra. Ecco, io sono un linguista e un semiologo, non sono un giornalista di quelli ignoranti, tra virgolette, quindi teorizzo molto sul mio mestiere e quindi con me se volete possiamo discutere anche in termini diciamo abbastanza raffinati del nostro lavoro. Però insomma alla fine quella testata lì, quella notte lì, con la nascita della guerra nascono i telegiornali privati nazionali
quindi nasce Studio Aperto, in estate il TG4, con quel TG4 io divento anche anchorman, perché all'epoca Rete 4 era la rete delle telenovela e i direttori mettevano in onda i cosiddetti belli, all'epoca ero considerato un bello, insomma, sono stato considerato per tanti anni un sex symbol del TG, non so se era positivo o negativo, non si è capito bene. Una volta mi ha chiamato una giornalista dell'Espresso e mi ha detto: ma era contento? È contento di essere considerato bello? Beh, infatti, perché no? Cioè, dico, magari non è vero, ma sono contento di essere considerato tale. Però dico, va bene, la ringrazio, è molto gentile, però dico, è una domanda ridicola, meglio belli che brutti, però la credibilità in un TG non dipende ovviamente dalla nostra, diciamo, fisicità, che pure è un elemento del messaggio, se ci arriveremo. E quindi da lì è iniziata una grande storia, poi è arrivato Mentana nel 92, poi è arrivato Liguori, c'è stata la grande avventura di TG, finché nel 2007 l'azienda mi chiede di dirigere questa testata che era rimasta l'ultima testata, un po' dimenticata, Video News, la testata dei programmi. E in 8 anni devo dire che Video News è diventata una fabbrica importante, perché con un modello chimico e anche di budget che è particolare, che se vuoi, se c'è tempo ve lo spiego, abbiamo messo in piedi appunto nel tempo 15 programmi di natura diversa. Lui ha citato quelli più noti, ma ci sono programmi importanti, ci sono le 3 prime serate di informazione di Rete 4, Quinta Colonna, ora stiamo provando a fare una serata di religione il martedì sera, Quarto Grado il venerdì, che ieri tra parentesi ha cambiato scaletta e ha abbandonato la tanto criticata cronaca nera per fare il mestiere doveroso del giornalista che racconta l'attualità, al di là se la cronaca sia nera, esteri o terrorismo. E poi facciamo programmi di reportage, Terra di Capozzo, Confessionale Porte di Stella Pende, le mie inchieste di Top Secret. Cioè noi facciamo veramente tanti programmi, li chiamano infotainment, è una definizione aziendale per distinguere dal TG, cioè dalle hard news, ma né soft news né infotainment dall'idea del tipo di lavoro che noi facciamo. Ecco, questo è quello che sono oggi, quindi sono uno scrittore di libri, ho lavorato da giovane con Edoardo, ho scritto una commedia con il grande Edoardo, collezione di teatro Inaudi, soggetto di Edoardo, versione di Claudio Brechini, perché Edoardo non piaceva il mio cognome. Me lo disse, lo dico brutalmente, disse: se ti chiamassi Merda era meglio, perché per un drammaturgo non va bene, Brechini non mi piace. E quindi ho come nome d'arte alla SIAE Brachini, soggetto di Edoardo, ma sono io, non sono un trasformista, non sono Brachetti, sono Brachino. E quindi quella commedia si chiama Mettiti al passo ed è stato il frutto del lavoro fatto all'Università di Roma, facoltà di teatro e spettacolo, con il grande De Filippo, con cui ho poi avuto un rapporto personale strepitoso e mi ritengo un uomo fortunato per conoscere i geni quando uno ha 20 anni, vuol dire prendere da quelle persone le cose che servono al cervello in un momento della vita in cui è in fase di sviluppo. E quindi Tutto credo qua. che questa presentazione la dica tutta sulla professionalità, ma anche sul personaggio che oggi veramente ci ha stupiti, anche perché è riuscito, nonostante ciò, per deontologia professionale, a raggiungere questa. Io ci tengo a precisare, perché nelle condizioni di oggi veramente è stata difficile la presenza No, ma qui al... scusa, però... ti interrompo, ma lì oggi il discorso è questo: quando ci sono fatti di questa natura, io ho condotto, sono stato in onda per 10 ore l'11 settembre del 2001, ero vice direttore di Studio Aperto e l'anchorman più anziano andava in onda. Quando abbiamo visto le immagini del primo aereo sulle torri non capivamo bene. Il primo andare in onda, parlavamo, eravamo tutti a Milano 2 all'epoca, fu il vecchio Emilio Fede col giubbotto di Camoscio, che noi da lui abbiamo preso la cultura dell'andare comunque in onda, anche con la barba, poi si vede, perché intanto comunque sei uno dei primi che ci va. Poi sono andato io e poi è andato Mentana. Man mano che eravamo in onda, circa mezz'ora dopo, abbiamo capito quello che stava succedendo, però adesso non so chi tra i presenti ha mai fatto questo mestiere o ci ha provato, però significa a un certo punto non avere più una scaletta, non avere più un testo, non avere più un ordine dei servizi, non avere più nessun tipo di ordine. Si è soli con l'oggetto che si racconta, però l'oggetto che si racconta, insomma, non so chi se lo ricorda, è un oggetto... Io potevo pure dimettermi quella sera, perché dopo aver condotto l'11 settembre 10 ore, che cosa deve fare un anchorman in televisione? Non c'è un talk o un programma che vale quell'esperienza lì professionale. Lo dico non in maniera immorale, lo dico con il rispetto dell'oggetto trattato. Si parla sempre di oggetti drammatici, però purtroppo la drammaticità di un oggetto non corrisponde, diciamo, alla qualità giornalistica. Spesso più gli oggetti sono complicati e drammatici, più giornalisticamente diventano importanti o eccezionali. Però io sono stato 10 ore in onda da solo
e se non avessi avuto un certo tipo di scuola, lì si muore, perché non c'era neanche il Fonac all'epoca, quindi il direttore, che in questo caso era Mario Giordano, mi chiamava direttamente. Poi Giordano è un grandissimo giornalista, io mi ricordo il periodo con lui come un bellissimo periodo, però aveva una voce un po' particolare, mi strillava nell'orecchio perché era giratissimo, quindi io certe volte neanche capivamo bene quali erano le cose. Dico che quando si è descritto quella roba lì si può fare qualsiasi cosa. I puntini neri, non so se vi ricordate, che si vedevano a un certo punto dei grattacieli e sembravano immagini sgranate, erano in realtà, abbiamo scoperto quel giorno stesso come notizia, ma in una mostra fatta quest'anno a Milano da un fotografo che aveva fatto le foto ingrandite, erano uomini o donne, esseri umani che si lanciavano drammaticamente dai piani in cui stavano facendo una vita apparentemente normale fino a quel momento, e non avendo possibilità di scampo si sono buttati di sotto. Ecco, quei puntini neri all'inizio per noi erano delle macchie, poi sono diventati una cronaca di numeri, e poi sono diventate storie, e poi sono diventate persone, e poi sono diventate delle immagini. Ecco come il mestiere dell'informazione, del gestire le notizie per immagini, è molto complicato. E a distanza Potremmo di... passare ore e ore sul segno visivo di Roland Barthes, no? Io dico sempre quando faccio le lezioni all'università, noi non maneggiamo solo i segni verbali della carta stampata, maneggiamo anche i segni visivi, e se la parola ha un significante e un significato, anche l'immagine ha un significante e un significato. Il significante di una parola è la sua parte fisica e non la sua parte concettuale, vado molto rapidamente. E allora qual è il significante di un'immagine? Il significante di un'immagine spesso è un contenuto emotivo, la televisione è molto potente emotivamente, una singola immagine può avere molti significati contemporaneamente anche sul nostro inconscio. Quindi noi maneggiamo un mestiere che è bellissimo e difficilissimo, e pieno, come hai sentito nel viaggio che hai fatto con me, di liti e di contrasti e di conflitti. E questa, però diciamo a distanza di tempo oggi si è rivissuta però in una forma diversa, perché da direttore oggi Brachino si è trovato a vivere quest'altra situazione che veramente è drammatica quanto credo le torri gemelle. Io stamattina ho fatto la rassegna stampa, non la facevo dal 94 per Liguori, neodirettore del TGCOM 24, e il mio ex direttore di Studio Aperto. Io ho fatto 18 anni di Studio Aperto, ho avuto 3 direttori, Fede, Liguori e Giordano. E mi ha chiesto di fare, è deciso per la sua nuova direzione, di fare il sabato alla rassegna stampa firmata dai direttori. Non sapevamo che sarebbe accaduto quello che poi è accaduto questa notte, e quando è accaduto, insomma, c'è un karma che mi accompagna sulle notizie, perché in questo mestiere bisogna anche essere, tra virgolette, fortunati, no? E quindi questa mattina, quando mi sono trovato i giornali, io l'ho detto al pubblico che segue le all news di questo canale importante di Mediaset, e cioè la parola oggi, così entriamo un po' nell'argomento, ci serviva per capire, perché noi stanotte abbiamo provato stupore, orrore, abbiamo provato l'angoscia di dare le notizie nel caso professionale nostro, e l'abbiamo fatto con gli inviati, l'abbiamo fatto con le immagini delle agenzie internazionali, l'abbiamo fatto con le immagini girate dai telefonini, l'abbiamo fatto con le notizie di internet, con le notizie di Twitter, con scarse informazioni che ci hanno dato le autorità, perché solo ora ha parlato il procuratore generale di Parigi dando i primi elementi di questi attacchi. Quindi i morti sono 129, ci sono 99 feriti gravi, e si parla di 3 gruppi terroristici che hanno agito in maniera distinta ma coordinata. Questa notte non avevamo tutte queste notizie. Quindi i giornali questa mattina, la parola, il commento, l'analisi, ci serviva per capire, per razionalizzare, per approfondire, non per fare la guerra della contemporaneità della notizia. Ed è stato bellissimo fare la rassegna stampa questa mattina, perché era bello ancora una volta entrare dentro il corpo degli articoli e raccontarli al pubblico le grandi riflessioni che fanno i grandi opinionisti. Se in questo paese si leggesse di più, pensate che neanche i colleghi giornalisti leggo la mattina, tant'è vero che io ho invitato il mio editore a risparmiare sulle mazzette dei giornalisti, perché tanto spesso li si trova in tonza. Adesso hanno risolto il problema che non ci sono più cartacee e sono disponibili sul web. Io che sono un po' un pigro e old style, la mattina a mia spesa ancora mi compro un'edicola sotto casa, che oltretutto è un'edicola tipo negozio che va all'interno, tra parentesi c'è un sacco di giocattoli, e mio figlio sotto casa trova l'edicola, e quindi io spendo molti soldi al mese in Pokémon. Però mi compro ancora i giornali. Questa mattina ho comprato i giornali tutti quelli che erano disponibili, tutti dal primo all'ultimo, li ho letti tutti, li ho segnalati tutti col mio pennarello, ed è sempre un'esperienza intellettuale eccitante, è sempre una grande
idea del mondo che uno ha quando legge. E quindi io trovo che, sì, grazie, che la carta stampata per me, grazie, non morirà mai. Non ho la voce perché ho litigato durante il viaggio, perché noi facciamo un mestiere dove dobbiamo subire gli insulti di quelli che stanno di fuori e le invidie di quelli che stanno di dentro, e quindi siamo sempre in tensione, tant'è vero che certe volte mi dico ma perché non torniamo in campagna a Viterbo? E quindi l'episodio di oggi è eccezionale, abbiamo detto 11 settembre perché? Perché ci sono stati altri attentati terroristici, però assomiglia all'11 settembre per lo shock che ha sulla nostra vita. Perché dopo ieri abbiamo capito che il nostro quotidiano, di andare a cena la sera del venerdì, di andare in un concerto, di andare a vedere una partita di calcio, io ho diretto anche lo sport per 2 anni, mi sono dimenticato, è un'esperienza per me che è stata importantissima, tant'è vero che alcuni programmi di sport oggi sono sotto Video News, come Tiki Taka, che è un programma di cui sono molto orgoglioso. È molto seguito anche. E dirigo anche il sito internet dello sport, quindi stasera possiamo parlare di quello che è il giornale del web, no? Io insomma dicevo che fondamentalmente nonostante tutte queste cose, vabbè, comunque insomma lo sport dico ha un significato, perché lo Stade de France è lo stadio dove la Francia ha vinto i campioni del mondo del 98. All'epoca celebrammo quella nazionale perché dicemmo è la realizzazione nello sport dell'integrazione, diversità del colore della pelle, ma diversità geografiche, diversità economiche, diversità di estrazione, diversità di scuole di calcio. Quindi quella nazionale francese in quello stadio celebrò l'integrazione riuscita attraverso la grande metafora mondiale della comunicazione sportiva o della vittoria di un campione del mondo con un evento planetario. In quello stadio si giocherà la finale degli europei il prossimo anno. In quello stadio stava giocando, se ci pensate bene, una partita sempre molto simbolica, Francia e Germania. Quindi andare a una partita, c'erano sulla gazzetta l'immagine di un bambino esterrefatto, o quelle immagini delle persone che sono in campo al posto dei giocatori, che fa sempre effetto vedere questo rovesciamento drammaturgico dei ruoli, o i francesi che escono in fila silenziosi, tu parlavi della Marsigliese, posso darti del tu, e che cantano la Marsigliese in silenzio, fanno effetto quelle immagini, girate credo proprio con un telefonino o una telecamera piccola digitale, immagini che abbiamo rapito dalla rete e portate in televisione, no? Quindi a proposito, visto di questo, si parla oggi di questa connessione globale, e però molto emozionanti, perché i francesi si affidano al loro inno nazionale in un momento di paura e anche di mancanza di informazioni su quello che sta accadendo fuori dallo stadio. Magari uno pensa di uscire e di essere ucciso da un colpo di mitra o da un kamikaze. Per esempio, come è cambiata l'informazione con l'avvento di internet? Quindi entriamo in questo... Ma non è solo l'avvento di internet che ha cambiato l'informazione sia televisiva che stampata tradizionale come l'avevo io quando ho cominciato la mia carriera. È cambiato tutto il nostro modo di avere delle fonti. Vi ho fatto l'esempio di ieri. Cioè noi ieri abbiamo raccontato per 2 ore Parigi con dei collegamenti abbastanza di fortuna, perché davvero c'erano pochissime informazioni. Scoppi fuori dallo stadio, assalto a un ristorante. Quindi l'elemento tradizionale, c'è l'inviato tuo che è lì, se ce l'hai, qualcuno che trovi lì perché ti possa chiamare e dare delle informazioni e diventa inviato di occasione. Le immagini delle grandi agenzie internazionali di video che sono state per noi per anni, la Reuters, l'ABC, insomma, no? La France Press, sono state per noi importanti come forniture di immagini, ma ieri sera, come oramai sempre più spesso accade, diventano fondamentali le immagini prodotte con altre metodiche, quindi che diventano fonti che una volta che erano impensabili. Come nel gossip, oggi uno può vedere 2 con un telefonino, fare una foto e venderla a un giornale. Ieri le immagini erano quelle girate in fondo dai cittadini, no? Citizen, no? Orson Welles, l'idea che il destinatario diventa anche mittente e protagonista dell'informazione, che produce immagini che vanno magari in rete e che vengono dalla rete scaricate e messe sulla televisione generalista, o anche nelle all news, che è una televisione generalista specifica e particolare perché dedita all'informazione, in qualche caso criptata. Oppure alcune notizie passano per Twitter, perché attraverso Twitter ci sono o delle rivendicazioni o delle, diciamo, notizie che non si hanno in altre. Quindi le fonti sono diventate così grandi e così globali e così complete che oggi un giornalista, specialmente giovane, ha a disposizione
certamente più strumenti, ma anche una selva, no? Una selva oscura dantesca. Tant'è vero che io dico sempre che nel mio credo è fatto da 3C, questo l'ho copiato anche dai saggisti americani. Le 3C vuol dire connessi, contemporanei, quindi questi due elementi assolvono a quello che ho detto poco fa, ma la terza mia C è credibili, perché connessi e contemporanei non vuol dire essere sempre credibili. Sapete, l'ha scritto Gaggia del Corriere della Sera sull'esplosione dell'informazione online negli Stati Uniti negli ultimi anni. Sono tantissimi i giornali online che hanno aperto, sono tantissimi i giornali online che hanno chiuso e sono rimasti sul mercato quasi sempre le versioni online dei grandi giornali. Poi si celebra la fine del New York Times cartaceo una volta all'anno più o meno, come una specie di rito. Però alla fine quel giornale cartaceo rimane, si evolve e si declina anche sul mercato attraverso l'online, dove magari ci sono dei servizi o dei video che vengono girati da giornalisti che siamo ormai giornalisti televisivi. Pensate a Corriere o a Repubblica, hanno dei siti visitatissimi e noi spesso durante il giorno le notizie le andiamo a prendere da quei siti che si riferiscono a un marchio di una carta stampata che esce una volta al giorno, quindi troppo poco rispetto al flusso delle notizie. Ma quei giornali li coprono con i propri siti. Quindi è diventato un mondo molto complesso, ma perché sopravvivono i grandi giornali? Perché nei grandi giornali c'è una scuola. Il giornalista che lavora in un grande giornale ha delle basi di interpretazione dell'informazione e della fonte, che io chiamo appunto credibilità, che è anche responsabilità, che è anche filtro, che è anche modo di buttare via le patacche, di buttare via le dimensioni che non servono e tenere le notizie importanti e scriverle, anche se in quel linguaggio legato al medium, in modo tale che la gente le capisca e le reputi reali. Quindi 3C, connessi, contemporanei, credibili. Per quanto riguarda invece la TV, la direzione della TV del futuro, in che orientamento, qual è Io l'orientamento? spero fra una decina d'anni di andare in pensione, ho 56 anni, non so, adesso mi tocca lavorare ancora molto perché mi hanno detto che anche l'INPGI si è parificata con l'INPS, quindi per la legge Fornero andiamo a 66 e qualcosa, quindi più o meno diciamo 10 anni. Credo che in 10 anni vedremo la trasformazione definitiva della TV generalista come l'abbiamo conosciuta, no? Io l'altro giorno ho ricevuto Pippo Baudo, lo dico con grande affetto, un grandissimo della TV, per una serie di cose che non posso dire qui. E quando è arrivato ho visto anche i giovani della mia redazione che facevano il selfie con lui e mi ha fatto impressione vedere questo mostro sacro della televisione. Io ho detto a Pippo, io ero piccolino e mio padre e mia madre a Viterbo avevamo una TV in bianco e nero, la sera del sabato alle 8:30, perché lì le prime serate cominciavano un po' prima di adesso, era sacro vedere Fantastico, vedere i programmi che ha fatto Pippo Baudo la sera. Eppure Pippo Baudo tanti anni dopo, al di là della sua carriera individuale, del suo rapporto con la RAI, che non è materia di questo incontro questa sera, era lì a fare ancora diciamo, l'opinionista o forse il conduttore, in un mondo che mentre lo guardavo pensavo che in effetti si è evoluto in modo quasi incomprensibile per lui. Quindi penso che fra 10 anni noi assisteremo a qualcosa di assolutamente non prevedibile. Vi faccio un esempio. Io quando ero molto giovane e considerato appunto purtroppo sex symbol del TG, venivo spesso invitato alla Buona Domenica di Costanzo. Poi il destino ha voluto che come direttore io dirigessi la domenica, che è sottotestata giornalistica, tra mille problemi, che è Domenica Live e prima Domenica 5, di cui io ho condotto anche la prima parte, quella giornalistica, in una stagione del 2011. E all'epoca quando andavo ospite da Costanzo, quelle domeniche lì con la Canale 5 Rai 1 si dividevano 25, 28, 29% di share, cioè la percentuale di pubblico rispetto al bacino matematico di quelli che guardano la TV. Quindi la domenica pomeriggio su 4-5 ore 27, 25, 28% di share significava milioni di italiani. Ma se ci pensate bene, all'epoca non c'era il calcio in diretta. Per vedere i gol ancora si aspettava il 90° minuto. Fazio, che era un grande della TV anche allora, con quelli che è il calcio, vi ricordate, aveva inventato Maifredi o altri che facevano in un campetto l'azione per far vedere il gol, adesso l'hanno un po' ripristinata sotto forma di metafora. Pensate come è cambiato, oggi io guardo i dati d'ascolto del lunedì, sono molti meno gli italiani che guardano Canale 5 e Rai 1, stiamo parlando della grande TV generalista, senza offesa per le altre reti, e vedete le curve gialle o arancioni sopra, che i tecnici chiamano digitale e satellitare, che stanno in alto nel diagramma così, e sotto ci sono le curve dei nostri canali. Quanto tempo fa andavo ospite da Costanzo? 97, 98,
fine primi anni 2000, 2001, 2002, 2003, e non è passato tantissimo tempo. Siamo in un mondo che prima era incomprensibile. Cioè ci sono 280 circa canali tematici, specializzati, criptati, e quindi perdiamo pubblico, noi delle generaliste, io dico noi tra virgolette perché facciamo anche altro, perché io ho fatto anche altro come premium per esempio, no? Quindi dobbiamo parlare anche di queste esperienze, e lì vedi che la gente va. I pomeriggi hanno perso ascolto rispetto a qualche anno fa perché i giovani in particolare, specie le ragazze giovani che nel pomeriggio sono a casa, vanno a cercare per esempio i loro programmi nelle tv tematiche, nelle tv generaliste. Quindi quale sarà il nostro futuro? Rimarrà la TV come un oggetto d'archivio in casa e vedremo la TV fai da te attraverso il telefonino, il tablet su un computer? Forse sì, forse no. Io sulla TV sono un po' conservatore come sulla carta stampata. Dico che alcune cose di buona qualità rimarranno, altre scompariranno e si trasformeranno in qualcosa d'altro, e probabilmente avremo le informazioni sul mondo, anche per quanto riguarda le immagini, in delle forme alternative. Per cui come questo accadrà non te lo so dire, so che cosa perderemo per strada, e quindi se vuoi nel corso di questa intervista, se c'è tempo, ti dico più o meno che cosa abbiamo perso. Intanto abbiamo perso la quantità di italiani, poi abbiamo perso una supremazia, e poi abbiamo perso la leadership nella fornitura di contenuti anche nell'informazione. E invece se parliamo di giovani, i giovani che ultimamente, secondo sondaggi che arrivano dagli USA, abbandonano la TV, pensate dai 18 anni ai 49 anni, quindi il Da destino... 49 uno è che è giovanissimo. Il destino vuol dire che chi guarderà la TV? Ma domande complicate questa sera, insomma. Ma i giovani in effetti la guardano poco la TV anche in Italia, non c'è bisogno di andare con i numeri negli Stati Uniti. Io vi faccio un esempio concreto. Sono stato l'anchorman di riferimento di Studio Aperto per tanti anni. E Studio Aperto l'abbiamo inventato, non è che l'abbiamo ereditato. Cioè non è che ho condotto il TG1 che già c'era, io ho condotto un telegiornale che abbiamo fondato, che è anche eccitante perché abbiamo trovato gli orari, abbiamo trovato la formula, abbiamo trovato i linguaggi, abbiamo trovato tutto, no? Pensate che il TG delle 12:25 all'epoca non si faceva perché gli orari della RAI erano tutti più piatti, 12:30, 12, l'una. Quindi abbiamo avuto successo facendo delle cose, no? Io per tanti anni andavo in giro, non potevo andare in giro perché mi facevo anche da lontano. Italia 1, ma anche masse di persone. Tipo un anno a Formentera io non potevo andare con mia moglie al mare perché mi faceva Italia 1 in continuazione, stavo tutto il giorno col dito così, finché una sera prendendo un aperitivo abbastanza alcolico, devo dirti, al Big Sur, un signore molto alto, grosso, con una fascia, sembrava il cacciatore di Cimino, era il film quello lì, muscoloso, più alto di me, io sono 1,93 quindi era, con una boccia di tequila in mano, io ti ho riconosciuto a te, prego mi dica, tu sei Paolo Mentana, infatti è perfetto, sicuramente, e mi ha passato la mamma, io sono stato Paolo Mentana per un paio di minuti, prego pure di essere picchiato, e poi alla fine hanno fatto tutti quanti Italia 1, e vabbè, insomma questo per dire, era il 2005, no? E allora non si poteva girare per un'isola perché era tutto il giorno Italia 1, fammi Italia 1, Italia 1, e anche in piscina, al mare, il telefonino, adesso c'è il selfie uguale, prima c'era questa roba qua. E ho fatto un convegno lo scorso anno per l'ANIA sulla sicurezza stradale, in cui sono stato invitato come moderatore ma anche come esperto del settore perché ho fatto parecchie battaglie su questo nei miei programmi, e poi a un certo punto c'erano le scolaresche del liceo, quindi era il nostro pubblico di un tempo. Ho detto chi conosceva Studio Aperto, su 1000 persone avranno alzato la mano in 100. Quindi è lo stesso percorso che è stato fatto dalla TV generalista della domenica, cioè i giovani non guardano più quel telegiornale lì per avere le informazioni. Io vivo con due ragazzi, uno piccolo, uno grande, uno a 21 anni, il figlio del primo matrimonio di mia moglie, che la mattina, quando aveva 13-14 anni, gli portavo la Gazzetta e lui gioca bene a calcio, ama lo sport, ha iniziato a leggere e ad avere il gusto di scrivere attraverso la Gazzetta. Adesso la mattina si alza, vive di sopra come tutti i ragazzi appunto di 20 anni, viene giù per mangiare sostanzialmente, non per salutarci, insomma, anche perché io cinicamente non gli ho fatto il bagno di sopra, quindi sono costretto a scendere a incontrarci, insomma, no? Quando ero in fase ho pensato che se facevo anche il bagno non lo vedevo più, invece non facendo il bagno e mangiando e chiedendomi i soldi è costretto a incontrarmi. Allora e ogni tanto parliamo e dico ma perché non viene? E tu la mattina si sente le immagini, si sente notizie su internet. E quindi non ha più bisogno del mio giornale poverino di carta stampata, so già le cose, smanetta tutto il giorno, quindi
è un twitterista, poi guarda la sera, lo dico insomma, anche se siamo in guerra con Sky, X Factor. Quando guarda X Factor non c'è una mosca che può volare in casa, la guarda però nella TV grande del salotto. Ho detto prego, se lo vado a guardare di sopra perché io devo vedere altre cose. Questo però per dire brevemente i gusti di un 21enne, studioso di lettere, tra parentesi anche intellettuale che scrive, quindi anche un giovane dotato, curioso, amante dei libri, un umanista, cosa che molti giovani oggi non lo sono più. E quindi se si prendono le informazioni da un'altra parte, sul reperto mio figlio di 21 anni non sa neanche che cos'è, e quello di 9 nemmeno, e che pensa solo al telefonino e a vedere i cartoni animati sulle reti specializzate offerte che sono dei canali tematici. Visto che Quindi, siamo... cioè voglio dire, non so adesso, una volta mi immaginavo quando facevamo le prime riunioni di marketing, mi parlavano io la categoria dei giovani, se possiamo dirlo qui, gli organizzatori non si offendono, neanche l'intervistatore, a me sta antipatica, perché la categoria dei giovani non esiste. Io che ho fatto tanti programmi sul rock and roll, mi disse una volta un critico musicale, i giovani l'ha inventato il rock and roll, negli anni 50 in America, perché servivano a essere contrapposti alla borghesia americana conservatrice, ma non è una classe di consumatori di qualcosa, non è neanche una generazione, è talmente vasta il campo semantico della parola giovani, ce ne sono di anni diversi, perché quelli di 18 sono in un modo, quelli di 16 sono in un modo, quelli di 25 sono in un altro, quelli di 49 che giovani non so, sono ancora in un altro, bisogna vedere dove vivono, che cosa fanno, che lavoro hanno, in quale zona sono del paese per stare all'Italia, ma figuri se allarghi l'Italia ci sono addirittura situazioni completamente diverse sul piano dell'habitat, degli stimoli intellettuali, delle possibilità economiche, delle possibilità di lavoro. Io stavo una volta a Taranto a un convegno e mi hanno detto Antonio, a Taranto non lavoriamo, non c'è lavoro per i giovani. Siccome non abbiamo lavoro siamo costretti a essere immigrati, come se fosse una rassegnazione. Non lo dice un giovane di Milano, è inutile che facciamo tutti questi ragionamenti, sono due giovani diversi, hanno prospettive di vita diverse, hanno sensibilità diverse, consumeranno anche mediaticamente cose diverse. Quindi quando facevamo le riunioni di studio aperto e mi dicevano non si può aprire con questo che non piace ai giovani, ho detto ma chi li conosce questi giovani? Se no facciamo come Barbara, che io amo e rispetto, perché adesso va di moda attaccare Barbara D'Urso, è diventato uno sport nazionale, no? Quindi alcune volte io da dentro per diritto di critica e direttoriale le contesto alcune cose, ma non possiamo diciamo, criticare la sua professionalità, possiamo stati noi a chiedere di fare certi programmi, no? E comunque al di là di questo, un giorno discutendo con Barbara della scaletta mi ha detto ma io conosco tutte le donne che mi guardano, infatti ma questa è una specie di invenzione, una specie di proiezione fantastica, noi non conosciamo il nostro destinatario, se no saremmo ricchissimi, infallibili e praticamente non saremmo qui questa sera, ma saremmo su uno yacht probabilmente che veleggia verso i Caraibi. Insomma. Per esempio, visto che stiamo facendo un po' di Lo dico per profezie, scherzi, sta bene qua. Claudio, stai facendo un po' di profezie, anche la TV No, le locale. profezie non sono io, le fa la Madonna di Fatima, non sono io quello che... Sì, è vero, però è una percezione frammentaria, momentanea, casuale. Sì, sì, sì. No, ma adesso detto questo, Diciamo non è c'è che uno ora, ma proprio spostamento. adesso per essere chiari, non è che sai che le grandi TV, la Rai, Sky, Mediaset non abbiano la capacità ancora di parlare ai giovani, lo fanno, il Grande Fratello ancora lo guardano i giovani, che piaccia o non piaccia, tra parentesi il Grande Fratello ha anche una vita sulle reti tematiche e su internet, quindi non è solamente lo show televisivo, ed è stato fatto anche apposta per avere un linguaggio declinato in più offerte. Insomma. Per esempio la TV locale considerando che poi dopo l'informazione si sposta, cioè il futuro anche della TV locale, quale sarà? Sparirà oppure si dovrà... Però stasera mi fate fare davvero la Madonna di Fatima, cioè quello che vede, no? Con un casco. No, ma perché deve sparire? Anzi, l'hanno detto i grandi teorici, diciamo, della sociologia contemporanea. Il mondo globale e quello locale, il glocal, no? Quando hanno fatto questa crasi, sono destinati a convivere, anzi ad alimentarsi, perché il mondo globale, proprio perché è globale, spaventa le dimensioni identitarie, e le dimensioni identitarie si trovano nel territorio. Il famoso territorio di cui mi parlavano, io ho fatto molta politica da giovane, mi parlavano gli amministratori di Viterbo, il territorio, per me che mi sembrava la terra dei miei, la campagna. No, il territorio politicamente è un'altra cosa, è un elemento più vasto, un elemento amministrativo, un elemento antropologico, un elemento culturale, un elemento economico, ma un elemento identitario. Quindi la TV locale contribuisce, se fa bene il suo compito, a dare un'informazione specifica che è dialettica, complementare
ma di successo rispetto all'informazione globale. Faccio un esempio per farmi capire. Però si trasferisce, in No, futuro ma- si trasferirà più sul web, è destinato a trasferirsi. Però il discorso del web è un discorso di medium, come diceva McLuhan, il medium è il messaggio, non confondiamo i contenuti e la fruizione con il medium. Magari si trasferirà in quel medium, ma non è detto che in sé, no, tu mi hai fatto la domanda se l'informazione locale vive o non vive. Tu mi dicevi se la TV locale di tipo tradizionale vive o non vive, beh sicuramente perderà degli elementi come quella generalista per certi versi, ma può sopravvivere benissimo nel web e benissimo in forme tradizionali, purché assolva certi compiti. Poi anche qui c'è televisione locale e c'è televisione locale. Cioè voglio dire, Tele Lombardia, che è una televisione locale, si rivolge a un bacino di 11 milioni di persone, più della TV svizzera, non è una televisione locale, è locale per definizione, ma è un'importantissima TV italiana. Telenorba al sud si rivolge a un bacino che è addirittura superiore di persone, tant'è vero che sono una televisione che hanno formato giornalisti, anchorman, comici, perché sono locali soltanto perché non sono nazionali, ma sono importantissime. Poi ci sono le syndication e poi ci sono però anche televisioni locali piccole che sicuramente fanno fatica ad avere anche sul piano economico delle raccolte pubblicitarie una grande dimensione. Poi ci sono anche televisioni brutte, se me lo concedete, perché il locale uno è bello, televisioni brutte, fatte male, da pessimi conduttori, con pochi mezzi, non credibili e anche piene di marchette. Le marchette non sono notizie. Capisco che le marchette nel territorio fanno vivere un'impresa perché c'è uno sponsor, ma la marchetta non è una notizia, è il destinatario, sia quello locale, sia quello nazionale, sia quello internazionale, sia quello del web, sia quello della carta stampata, la marchetta la vede e la trova di cattivo gusto. Quindi bisogna sempre, nel rispetto della sopravvivenza, nel mio caso la pubblicità, avere, nel nostro caso la pubblicità, avere però davvero una deontologia, davvero saper raccontare una cosa. E allora a quel punto l'offerta sul mercato può essere vincente. Se poi il web prenderà il sopravvento sulle TV locali tradizionali, io penso di sì, come prenderà il sopravvento sulla TV anche generalista nazionale. Però ripeto, la TV locale ha una sfida interessante. Volevo fare un esempio. Chi dirige un sito di sport, mi è stato fatto da alcuni responsabili di marketing, deve mettere nel sito di sport anche notizie extrasportive, sì o no? Lo chiedo a voi. Secondo voi sì o no? Funziona di più o funziona di meno un sito con più notizie o solo notizie pure per il presunto destinatario puro dello sport? Secondo te, visto che parliamo? Più notizie. Infatti il primo sito nazionale in Italia è la Gazzetta, il secondo è il nostro, quello che dirigo io, Sport e Mediaset. Cosa dobbiamo andare via? È finito tutto? No? No, se No, per il microfono se coinvolgere serve, anche io- per se delle qualcuno- domande, se volete Ho già fare dato la delle risposta, domande. ti ho bruciato, non ho visto il movimento, non ho aspettato, perdono. Se qualcuno vuole dire la sua, se preferisce avere, non so, i maschi, un sito sportivo, diciamo, puro o contaminato di Ma notizie, questo potrebbe essere fonte proprio di discussione anche col pubblico. Io personalmente sarei molto più di nicchia, nel senso che se vado Più specializzato. più specializzato, nel senso che ho visto che, e anzi questo è fonte di discussioni anche col nostro editore, ho visto che la Gazzetta ad esempio sta tendendo a seguire le famose 3S, no? sì. Una delle quali è sesso, per cui tu vai sul sito della Gazzetta e ti trovi la ma le tennista, pagine viste si accumulano così, come sai, no? però questa ripeto è la mia Poi opinione. mi hanno spiegato la differenza, perché anche lì è interessante, guardate, il mondo del web è molto complesso, perché per esempio il sito sportmediaset.it, che è il secondo in Italia dopo la Gazzetta, che non è poco, vuol dire che nel mondo del web ha più utenti unici del Corriere dello Sport e di tutto sport, che come giornali sportivi di carta stampata hanno, anche se apparentemente locali, uno piemontese, filo juventino, uno romano, non si capisce se filo romano o filo laziale, boh. Io una volta ho incontrato un dirigente della Roma che mi dice che ce l'aveva il Corriere dello Sport. Per un'ora mi ha parlato male del Corriere dello Sport. Infatti, io volevo incontrarla per parlare di Sport Mediaset. Me ne frego del Corriere, di quello che fa il Corriere dello Sport, con altre linee editoriali. Però a Roma, per esempio, a proposito di televisioni locali e a proposito di sport, quante volte abbiamo detto il potere delle TV e delle radio locali nel condizionare le squadre e il mercato. Quindi sono locali, ma sono capaci, con un certo tipo di atteggiamento, in un caso e nell'altro, di condizionare un mercato milionario. Perché vuol dire che qualche volta i presidenti delle squadre o i direttori sportivi tengono conto di questo clima di opinione che poi si riflette nell'atteggiamento dei tifosi, degli ultra allo stadio, e diventa anche una vita complicata, anche per i giocatori. Quindi, però al di là di questo, dicevamo che comunque siamo secondi, e siamo secondi con un sito abbastanza
puro di notizie e ho scoperto in questa riunione con i miei addetti del marketing, perché io non guardo tutti i giorni quello che fa la Gazzetta, che la Gazzetta, oltre a fare quello che fa sulla carta stampata, e cioè dare le notizie di attualità in fondo, che probabilmente è anche giusto, fa un sacco di cose, viaggi, cucine, astri, le foto delle ragazzine, delle signorine, insomma, no? che tanto attirano così. E ci siamo chiesti se era il caso o meno anche noi di andare su questa linea. Io invece l'ho tenuto abbastanza puro il sito sportivo, ma mi immagino un ragazzo giovane che vuole avere un'informazione del mondo da una sola fonte, come era il giornale all'inizio del Novecento per Proust, il famoso giornale Mondo, magari va su un sito sportivo, si prende le notizie che gli interessano quel giorno sulla sua squadra, su quello che succede, sullo sport, e magari non, lo dico in via teorica, non leggendo più un giornale, non guardando più un telegiornale, non vedendo più niente degli altri siti, non avendo un'applicazione di riferimento, eccetera, eccetera, prende le notizie del mondo da lì. Diciamo, per fare un esempio concreto, viene a sapere adesso me la sono presa con la Gazzetta, non vorrei querele, però dico, viene a sapere dalla Gazzetta che c'è stato l'attentato in Francia, sto facendo un paradosso, e non da altre notizie, come se fosse, tra virgolette, autistico. Però esistono destinatari così, che leggono solo quelle cose e che certi tipi di realtà li consumano in quel modo. Allora perché questo non può essere un destinatario della televisione locale, dove magari il telegiornale non aprirà con la notizia di Francia, faccio esempio, forse questo no perché è troppo grande, ma mettiamo con delle notizie di cronaca nazionale un po' più, o di cronaca politica un po' più modeste, può mettere in primo piano le notizie del territorio, ma può avere una sezione finale, tipo una rubrica o tipo un riferimento per dare in breve le notizie del mondo, dell'Italia. Quindi chi guarda la televisione a Pieve di Sorico si può in qualche modo avere informazioni su tutto il mondo e potrebbe essere un destinatario globale. Perché no? È un problema di chimica, è un problema di composizione delle notizie. È chiaro che per farlo bisogna investire, bisogna avere gente che lo sa fare, bisogna avere, per esempio, noi non mettiamo le news perché non riusciamo ad avere un numero di giornalisti sufficienti per il sito per mettercele, e probabilmente dovrei prendere dal TGCOM 24 così come sono, io non ho voglia di copiare. Nel caso nostro, per esempio, però il nostro sito ha anche una straordinaria app, perché Sport Mediaset ha 8 utenti unici e pagine viste come web, sempre più in declino, perché poi stasera, se vogliamo parlare del web, il web è in declino rispetto al mobile, perché oramai ragazzi il sito sport ha più utenti nel mobile che nel sito, diciamo, dalla postazione fissa. Quindi il futuro sarà ancora più Per esempio i delineato. pubblicitari non telefoni. riescono ancora a vendere l'applicazione, ma se sommo i milioni, diciamo, di italiani, sono più quelli che si guardano un editoriale che io faccio sul sito, sul telefonino, quelli che mi chiamano, che sul web. Quindi siamo ancora di fronte a un'ulteriore trasformazione. Approfitto io, visto che ho il microfono in mano, perché appena sono entrato in sala stasera una signora mi ha tirato la giacca e mi ha detto: io voglio fare una domanda al dottor Brachino. Prego. Oggi pomeriggio Barbara D'Urso che faceva la cronaca parigina, diciamo. Oggi l'ha vista? No, ho intravisto un attimo perché da quando non siete più sul satellite non posso più vedervi da casa mia, quindi Sì, ma non ho capito qual è la domanda, mi scusi. come mai lei a fare questo servizio? Beh, insomma, ne abbiamo discusso anche oggi, poco fa, adesso pubblicamente la mia è una posizione formale. Era un'edizione speciale di Pomeriggio 5, non era, essendo lei quella che conduce tutti i giorni Pomeriggio 5, oggi doveva andare in onda Verissimo, che è un programma di soft news, quindi l'editore ha ritenuto opportuno non trasmetterlo, come credo che non trasmetterà questa sera, se non sbaglio, la prima serata di Maria De Filippi, di fare un prodotto di news. Noi facciamo tante cose, tanti programmi, e quindi siccome c'era la vita in diretta, dall'altra parte si è pensato di fare una Pomeriggio 5 speciale. Se lo conduce gli altri 5 giorni alla settimana, lo conduce anche oggi. E quindi non è che possiamo fare Pomeriggio 5 e per un giorno scendere io lo conduco io al posto suo, perché io in questo sono molto pragmatico e molto brutale. Ognuno lo facciamo fare i 5 giorni precedenti e quindi non facciamo fare neanche oggi. Poi i servizi però sono dei giornalisti, i collegamenti sono fatti da giornalisti, il parterre è fatto da politici, opinionisti e giornalisti. Quella della contaminazione, diciamo, fra giornalisti e star, che è uno degli elementi della mia testata, nel bene e nel male, è un po', diciamo, un elemento
che non si può risolvere con le critiche che ha fatto il Presidente dell'Ordine dei giornalisti solo a Barbara D'Urso, le dovrebbe fare un po', diciamo, erga omnes. Io rispetto l'ordine a cui appartengo, rispetto il mio Presidente, e il diritto di critica dell'Ordine dei giornalisti io lo faccio mio e cerco di capire qual è il problema. Però allora creiamo una separazione nazionale fra chi opera nel mondo delle news e chi non è giornalista di tipo anche in senso burocratico, iscritto all'ordine, perché poi ci sono persone che sono iscritte all'ordine ma non per questo sanno fare bene i giornalisti, cioè è un problema istituzionale ma anche insieme qualitativo. Io credo per onestà che in alcuni casi l'incontro con la sensibilità del racconto televisivo di alcune star ci ha giovato nel dare un minimo di calore e di popolarità alla cronaca e crea dei problemi sicuramente di delicatezza in giornate come quelle di oggi. È un problema che ci siamo posti, abbiamo fatto bene, abbiamo fatto male. Vabbè, domani, diciamo, nella edizione speciale di Domenica Live che andrà a 3 ore, rinunciando alla parte di spettacolo della domenica, quindi l'editore oggi ha tagliato via tante cose che erano frutto del lavoro di tanti giorni, anche di spese e di investimenti, scenderò anche io a garanzia come direttore della testata e dei giornalisti della mia testata, ma questo non per commissionare qualcuno, ma per dare un aspetto, come dire, anche più universale e intoccabile ai nostri speciali. Risposto? Se ci sono altre domande procediamo, però si era parlato di trattare anche un argomento, perché credo che poi entriamo nel vivo di quello che è l'argomento È della giusto parlare serata. anche delle cose di oggi, insomma. Certo, però Però la signora per esempio è uno spettatore perso, perché per esempio la scelta del mio editore di togliere Mediaset dal satellite di Sky ci ha reso invisibili per una parte di italiani che ci vedevano attraverso quella piattaforma. Ma questo per Io non faccio valutazioni pubbliche su questo, non è il mio compito, e sono venuto qui per altri motivi, le mie idee me le tengo, dico solo che lo sento da tanta gente, che molta gente che ci veniva a cercare, forse su quella piattaforma guardava i nostri programmi di informazione La signora, e anche di infotainment, magari non ci trova più. la signora faceva riferimento un po' alla diatriba in atto fra Sky e Mediaset, per cui Sky, parlando chiaramente, ha tolto dalle proprie frequenze i canali Mediaset. No, ma non è così, No, È l'editore Per- Mediaset che è sceso volontariamente tra le frequenze di Sky. Non è così. E quindi Beh, è una cosa un po' complessa che non affrontiamo questa sera, se no dico cose che non dovrei dire. Comunque ritorniamo all'argomento e si parlava Sky l'avrebbe anche tenuta, insomma. di Prego. informazione, l'informazione che è interessante capire Però se oggi la viene... guerra però fa Mediaset, Sky non è Fala D'Urso, i canali generalisti, il problema è Premium Sky, ed è una guerra che inizia con l'assegnazione dei diritti, in materia molto delicata, su cui presumo ci siano anche delle continue, no? Cioè se voi leggete i giornali, se qualche volta, però questo non è materia del nostro incontro, io però sono No, la materia un esperto di rassegna stampa. Quando vedo che la Gazzetta dello Sport e il Corriere della Sera hanno lo stesso titolo, non dovete dimenticare che sono dello stesso editore, se no poi si parla sempre degli uni, non si parla mai degli altri, che si chiama RCS. Quell'editore lì è molto vicino a Sky, e Sky è molto vicino a certe presidenze piuttosto che altre, però è un discorso talmente complicato perché dobbiamo farlo questa sera, no? Ritorniamo Quindi- all'informazione, qui da questo momento si può intervenire tanto perché La guerra dei diritti vuol dire la guerra con cui si mettono contenuti in delle piattaforme, per esempio che sono televisione specializzata. È una cosa molto interessante dell'evoluzione della percezione del pubblico, però si apre un argomento Vabbè, molto prego, complesso. A questo ma punto parliamone in senso teorico, non in senso di beghe fra aziende. parliamo invece di informazione che ultimamente, secondo gli standard dei vari programmi televisivi, facendo zapping, ci accorgiamo che a volte il confine è sottile tra l'informazione e la spettacolarizzazione. Questo è un po' il tema anche della serata che va trattato e noi siamo curiosi anche di capire qual Io è pensavo questo che voi filo mi avessi sottile. invitato apposta per criticarmi, perché quando ho visto il primo titolo, informazione e Beh, spettacolarizzazione, lo fanno tutti, lo fanno in Rai, lo ho fanno... pensato che, insomma, ripeto, la testata che dirigo, che è una fabbrica unica in Italia, non c'è la Rai, non c'è la Sky, non c'è la 7, è una fabbrica virtuosa, perché noi con programmi low cost riempiamo spazi importanti e siamo molto attivi in termini pubblicitari, quindi mettiamo tanti contenuti in tanti posti strategici della TV, non spendendo molto. Quindi spettacolarizzazione, non so neanche cosa vuol dire di preciso, insomma, perché spettacolo in senso di show,
spettacolo in senso di voyeurismo, spettacolo in senso di togliere la purezza deontologica dell'informazione giornalistica. Perché dico, quando l'informazione televisiva si pone nel mercato e c'è la pubblicità, c'è una purezza dell'informazione, non ci sono delle attenzioni, insomma, agli artifici e le retoriche per fare ascolto, perché spettacolarizzare qualche volta vuol dire introdurre degli elementi retorici nel linguaggio giornalistico per avere successo. È chiaro che ci sono dei limiti e ci sono anche degli errori e ci sono anche delle esagerazioni, però vi dovete fare degli esempi precisi. No, anzi era quasi opposto la domanda, nel senso che a volte io personalmente, ma penso anche tanti cittadini, curiosamente trovano delle notizie, ad esempio in trasmissioni come Striscia la Notizia, piuttosto che Le Iene, adesso va di moda la Nadia Toffa con Open Space, quindi curiosamente... Di moda ha fatto 4 puntate, però l'esperimento si chiude lì, insomma, quindi una moda, vabbè, ho fatto per ora. un esempio d'attualità. Curiosamente sembra quasi che da parte del telespettatore ci sia l'esigenza, ecco, non era nel senso polemico verso chi crea, ma quasi che... ma non lo dico per difendermi, è un discorso molto complesso, perché da un lato... Cioè, adesso butto là un esempio, se qualcuno l'ha visto, l'inchiesta delle Iene sui pomodori, sul passato di pomodoro, beh, quello è comunque giornalismo. No, ma Le Iene, allora, lì il discorso è molto... va diciamo un po' inquadrato in un modo diverso. Le Iene come Striscia nel tempo hanno fatto una loro forma di informazione. Le Iene è molto più vicina alla nostra come tipologia, Striscia è più un programma dichiaratamente satirico, pur non essendo dichiaratamente giornalisti. Allora la domanda è: si può fare informazione, anche ottime inchieste, o raccontare quella famosa cosa che noi chiamiamo verità, che dovrebbe essere il centro deontologico della nostra professione, pur partendo da punti di vista professionali che non sono quelli del giornalismo tradizionale? Assolutamente sì. È lo stesso concetto per cui io rispondo in un certo modo sulla D'Urso, perché la D'Urso ha fatto anche delle cose buone pur non essendo giornalista, poi non essendo giornalista ha fatto anche delle cose sbagliate, come anche delle cose sbagliate fanno spesso Le Iene, no? Con delle esagerazioni in certi atteggiamenti. Però sicuramente questi 2 programmi che tu hai citato hanno portato nella storia della TV degli ultimi 20 anni delle importanti novità, delle novità linguistiche, delle importanti novità narrative e anche, diciamo, di critica spesso al nostro lavoro, che qualche volta ha anche servito, perché noi non siamo perfetti. Nel mio caso io sono onesto e quelli che lavorano con me presumo che siano tali, quindi diciamo almeno quello viene dato, ma pur essendo onesti si possono fare degli errori. Noi siamo anche giornalisti politici, abbiamo partecipato a tante battaglie, a tante campagne come quelle di Napoleone, quindi abbiamo fatto anche tantissimi errori, è normale. Però il diritto di critica nei nostri confronti, spesso, e lo dice il più grande critico televisivo italiano sul Corriere della Sera, Grasso, si trasforma in alcuni in un desiderio di purificare il mondo come Savonarola, no? Che porta poi a dei danni o degli eccessi. Quindi, cioè, voglio dire, lì la spettacolarizzazione però è nel linguaggio, nel modo di trattare la cosa, e quindi nell'uso della grafica, nell'uso degli inviati, nell'uso dello studio, nell'uso di una conduzione anche lì artistica, perché Mammucri e Blasi non mi risultano essere giornalisti, no? Non mi sembra, insomma, non credo. Nell'uso delle musiche, nell'uso di certi effetti. Poi però le inchieste, alcune, buona parte, non tutte, perché anche lì c'è un desiderio di fare ascolti da un certo ora in poi con certe tematiche, un po' più spinte, un po' più piccanti, però alcune sono state celebri anche per la loro ottima fattura, come sono state celebri alcune iniziative di Striscia rispetto a certi elementi della nostra realtà. Però Antonio Ricci, in una lezione che fece alla Sorbona nel 1999, io andai come inviato di Studio Aperto per fare il servizio, disse: mi sono inventato il Gabibbo, cosa che ha scritto anche, perché un po' pazzo può essere più vero di un giornalista vero, perché è più onesto, perché è più capace di dire la verità, perché è più capace di fare un'inchiesta senza fronzoli, senza compromessi e senza tutto. È vero o non è vero? È una bella provocazione di un uomo intelligente e geniale come Antonio, la prendiamo. Però lì si tratta di informazione e spettacolo a priori, perché nasce così, perché non sono giornalisti. Diverso se noi giornalisti spettacolarizziamo noi volontariamente la nostra informazione con una serie di tecniche, di insistenze,
di linguaggi coloriti, di modo di cavalcare un certo tipo di tematiche. Quindi in questo senso allora nella mia testata ci sono programmi che hanno subito vari tipi di critiche nel tempo, che alcune le ho trovate giuste, le altre le ho trovate meno giuste, perché per esempio la TV del dolore non è che la facciamo solo noi, è una TV che esiste semplicemente perché la cronaca nera da un po' di anni ha preso il possesso di quello che io chiamo il paniere giornalistico, ma non è che l'ha preso solo nei nostri programmi, l'ha preso anche nei telegiornali. Io ho lavorato 18 anni nel mondo dei telegiornali e quasi tutti i direttori, tranne l'apertura di politica tradizionale, aprono quasi sempre con la cronaca nera. Quindi voglio dire, il pubblico italiano è un pubblico che consuma molta, tanta cronaca e quindi i programmi per essere sul mercato fanno molta, tanta cronaca. Pomeriggio 5, tanta cronaca, la vita in diretta che è fatta da un numero maggiore di persone rispetto al nostro sulla RAI che è il servizio pubblico, fa tanta cronaca e con questo ho detto tutto. E la fa con lo stesso linguaggio, lo stesso meccanismo, il conduttore in primo piano, l'inviato, i servizi, le immagini, le case sullo sfondo, la ricerca di testimoni e i parenti, eccetera, eccetera. Io sono anche per una moratoria di tutto questo, però insomma fondamentalmente il mercato ha delle sue regole, se i programmi non fanno un certo tipo di numeri vengono chiusi e le persone perdono il posto di lavoro. Poi il potere dello schermo Sì. nei riguardi, cioè può provocare, quali sono gli effetti che può provocare il potere dello Sulle schermo persone sulle o- persone, specialmente da casa, perché quando si trovano a girare è importante forse rafforzare per attirare l'attenzione, creare qualcosa, questo espediente che possa proprio far fermare, Non lo so, ecco, questo. Io trovo che oggi l'opinione pubblica è molto più critica e scettica rispetto al potere dello schermo televisivo per tutti i motivi che abbiamo detto questa sera, no? Insieme, perché hanno altre fonti, perché per esempio ha più potere forse internet, no? Con i passaggi, con gli elementi virali, ci sono delle campagne di opinione su internet che sono devastanti sulle persone, molto più violente quelle che si fanno oggi tramite la TV tradizionale. Quindi il potere della TV rimane secondo me un potere enorme su certe questioni. Io credo che la TV giornalista sopravviverà nei grandi riti, nei grandi programmi di massa, nei grandi eventi o in eventizzazioni, il calcio, i grandi telegiornali, i grandi show, i grandi artisti, i grandi modi di riunirsi davanti alla TV, ma che poi perda invece nel tempo potere nelle altre dimensioni di palinsesto dove forse probabilmente la gente si informa e ottiene notizie in altre modalità per cui è immune rispetto al potere della televisione, che pure c'è per tanti motivi, anche psicologici, sono stati studiati dai grandi psicologi, dai grandi sociologi o dai grandi inventori della teoria televisiva che è McLuhan, quando parla di medium caldo e di medium freddo, che spiega però, essendo un medium freddo, perché poi alla fine il telespettatore, cioè il destinatario, è costretto a partecipare in un certo modo. C'è anche il potere delle immagini, come ho detto prima. Un'immagine ha un potere enorme. In un vecchio dibattito, Fensterberger, il filosofo tedesco, e Zavoli, grande professionista RAI degli anni passati, quando Zavoli diceva che la TV deve essere educativa, fare più teatro, fare più cultura, parlare di libri, parlare i famosi programmi belli, delle belle cose, scevra dagli interessi degli ascolti e delle gare commerciali, che secondo me il servizio pubblico in effetti deve fare con i soldi del canone e non deve fare un editore commerciale che non vive di canone ma vive solo di mercato e di pubblicità. Però Enzensberger rispondeva: la TV è educativa non per i contenuti ma quando è educativa nel potere del medium. E qual è il potere del medium? È quello di rappresentare immediatamente con le immagini la realtà. Io sono molto più enzensbergeriano che zavoliano, perché trovo, e vi ho fatto l'esempio dell'11 settembre, ma vi faccio l'esempio anche di questa notte, comunque si giravano i canali e abbiamo trovato 6, 7, 8 canali accesi con una grande ricchezza di possibilità di informazione, tanta intelligenza in campo, direttori, opinionisti, inviati, e comunque c'era la possibilità di avere le informazioni in tempo reale su un grande evento. E quelle immagini, io ho scelto quella dell'11 settembre, no? Quel segno, quando ho detto che l'immagine ha un segno ed un significante oltre che un significato, vuol dire che quel significante è il suo potere visivo di coinvolgermi emotivamente, quindi senza mediazioni razionali, senza la parola del giornalista, senza la parola di chi racconta. È un potere enorme, no? E quel segno ci può emozionare, ci può spaventare, ci può indurre a una ripetizione, ci può rendere schiavi, ci può rendere dipendenti. È un segno molto potente. Come questa notte nel racconto della tragedia francese a caldo, adesso arriveranno altre immagini ovviamente, ci sono delle immagini che ci hanno commosso,
ci hanno commosso i francesi che buttano il lenzuolo dalle case per coprire i feriti, ci ha commosso quel cancelletto con scritto porta ouverte, no? Porta aperta di casa mia, se non sai dove andare o sei ferito puoi venire da me. Cioè, pianista, ci sono anche. dei segni che ci danno immediatamente l'idea del mondo, e in questo il mezzo televisivo, il grande mezzo televisivo, è ancora il numero uno al mondo, è ancora secondo me il principale vettore per avere le informazioni sulla realtà. A questo punto io sarei curioso anche di capire come viene visto il tutto dalla gente, dagli spettatori, quindi se c'è qualcuno che Qualcuno si è volesse... alzato e se n'è andato, eravamo pochi, siamo rimasti pochissimi, quindi vuol dire che l'hanno trovato particolarmente noioso, perché il brutto delle serate in cui si è in pochi, che quelli come me che sono rapidi di testa, praticamente memorizzano tutti rapidamente, quindi se uno si alza e se ne va è un affronto, non so se mi spiego. No? Anzi, se lo potete chiamare con nome e cognome così almeno sappiamo chi è. No? Aspettiamo. Scherzo ovviamente, sono molto democratico e ognuno fa quello che vuole. Noi siamo sul mercato anche quando incontriamo la gente ha tutto il diritto di criticare andandosene. Tranne che quando io presento i libri, una volta a Rimini, in un tendone dove tutti gli scrittori hanno venduto 300 copie, quindi dice stasera venderemo tanti libri, eccetera, eccetera, e non ne ho venduto neanche uno, perché pur essendo un rettangolo molto lungo vicino al porto, con delle tende d'estate, eccetera, in fondo, tipica mania italiana, si muovevano in continuazione, entravano le famiglie col carrozzino, col gelato, si sedevano, sentivano una frase, poi si alzavano e se ne andavano, poi arrivava un altro, poi arrivava un altro. Io alla fine ho detto, non lo posso ripetere qui, mi avete rotto, perché se venite ascoltate quello che ha da dirvi un autore. Anche il mercato dell'offerta cerebrale di uno scrittore deve avere rispetto. Quindi se uno parla una sera e vi racconta ciò che ha messo di sé in un libro, voi lo ascoltate. Se entrate, entrate, se no uscite. Come sempre noi miglioriamo in base ai traumi, questa è la mia idea, quindi sono un pessimo educatore, lo dice mia moglie. Io da giovane andai all'università, facevo lettere, una lezione di letteratura italiana, con un professore di cui non ricordo il nome, quindi non una star della saggistica nazionale. Sono entrato tardi, mi sono seduto, lì per lì ha fatto finta di niente, poi ha perso il filo del discorso e mi ha fatto a un certo punto una cazziata pazzesca. Io sono rimasto male perché sono in realtà un timido, un sensibile, e sono stato male per tutta l'ora di essere stato cazziato da questo signore che ovviamente era un po' fuori di testa. Però mi è rimasto questo trauma, non si entra mai in un posto quando una cosa è iniziata, non si arriva in ritardo, per questo mi sono scusato, e ci vuole rispetto intellettuale di chi vi parla, in questo caso del professore, o in questo caso dell'autore, o in questo caso del relatore, quindi datemi i nomi di chi è uscito. Insomma. Noi siamo dei battutisti, per le battute ci rovineremo la vita. Insomma. Un'altra curiosità. Sicuramente non resiste alla battuta, quindi me la sono rovinata Una spesso, notizia, se si può alterare, modificare, si può, per avere un po' anche di dare un segno per anche ottenere un ritorno promozionale, pubblicitario, cioè si può modificare leggermente o alterare. No, ma io ho fatto una lezione gratis all'Università San Raffaele, chiesta dal mio capo, direttore generale dell'informazione Mauro Grippa, a cui rispondono tutti i direttori di testata Mediaset, erano 8 ore per ogni direttore, insomma, alla fine l'abbiamo presa un po' sotto gamba, 4 e 4, parlare 4 ore, io non ho voce perché ho litigato tutto il tempo al telefono, ma è veramente un'esperienza abbastanza complessa, quindi l'ho preparata così, 4 di teoria e 4 portando pezzi dei miei programmi. Ho scoperto che ho fatto tanti programmi, loro si sono divertiti, considerando anche lo sport, i programmi che ho inventato diciamo nella mia esperienza sportiva, i talk show, il telegiornale, quindi abbiamo passato 4 ore bellissime, ma nella parte teorica è stata dura perché ho cercato di spiegare com'è la retorica applicata al messaggio televisivo nell'informazione. Beh, voi insomma vi dico solo questo, che quando ci sono degli studi che paragonano il saluto dell'anchorman all'inizio delle fiabe, no? Cioè alcuni semiologi prendono la morfologia della fiaba di Propp, un famoso libro degli anni 30 di un formalista russo, e dicono come il nonno o il papà o la mamma dicono al bambino c'era una volta, l'anchorman dice ai telespettatori buonasera e benvenuti cari telespettatori, in questo caso era Mentana ad esempio. Sono formule di inizio di un racconto, formule di inizio di un discorso. Nel caso della favola il discorso porta nell'irrealtà, nel caso del telegiornale il racconto porterebbe nella realtà, poi bisogna vedere se quella realtà corrisponde totalmente. L'inizio di un racconto vuol dire che siamo in un discorso,
ogni elemento del nostro discorso umano, della comunicazione fra un mittente e un destinatario e un codice, applica delle figure retoriche. Stasera non ne possiamo parlare in maniera specializzata, dovremmo fare degli esempi. Quindi la nostra è una comunicazione inevitabilmente retorica. Chi convince gli altri, la persuasione, basta pensare alle lezioni di Cicerone, è inevitabilmente uno che usa delle figure retoriche, che sia l'iperbole, che siano delle forme di raddoppio, che siano delle forme di negazione, che siano delle metafore, che siano delle metonimie, che sono figure retoriche sulla causa e l'effetto, sono tra le più complicate, la parte per il tutto, c'è un elemento anche di retorica fisica, tutto serve a produrre che cosa? Il fatto di piacere agli altri. Se noi non piacciamo agli altri, non abbiamo successo con gli altri, il messaggio televisivo, anche informativo, muore. In fondo noi diamo delle notizie a qualcuno e quindi abbiamo bisogno, tra virgolette, non di trasformarle nel senso maligno del termine, ma di usare delle figure discorsive, retoriche, per renderle appetibili agli altri. Noi dobbiamo convincere e vincere, se no siamo persi. È violento, ma è così. Hashtag Soligo in rete, un appuntamento che nasce per la prima edizione e che domani proseguirà con un altro Credo che sarà grande l'ultima per noi, ospite, visto una cosa. un altro ospite, Tony Capuzzo. Questa sera siamo Tony stati... Capozzo, lo ripeto, è stato vice direttore, scusa se ti interrompo, per tanti anni del TG5, poi ha lavorato per me, Terra è diventato un programma di Rete 4 e di Video News, poi il grande Tony oggi è un collaboratore, però io sono orgoglioso di produrre e di avere in questa testata il programma di Tony Capozzo, Terra, che viene al lunedì su Rete 4 dopo Quinta Colonna, che è oggi il talk show più importante della politica italiana, secondo me, con Del Debbio che si è formato con me, che è il conduttore oggi più importante che c'è in Italia, che piaccia o non piaccia. Questa serata del lunedì, per esempio, Del Debbio più Capozzo, inizia alle 8:30 con l'intervista, poi c'è la prima serata e poi c'è l'approfondimento. Se ci fosse questo spettatore autistico, dicevo prima ieri, si guarda Rete 4, non ne esce sicuramente senza informazioni sulla realtà. Credo che siamo quasi giunti al termine, ci sono delle domande, adesso entriamo. Sì, intanto volevo dire che adesso io non ho visto chi sei andato, ma probabilmente si sono ricordati di aver lasciato il gas aperto, avevo sto dubbio perché la serata è interessantissima, il dottor Barchino veramente ci sta dando tante... E poi quando lasciare il gas aperto, questa esplosione vicina ci spaventiamo, ecco, quindi, pensiamo che siano di nuovo penso i terroristi che sia per quello, islamici, perché non ci vorrei... sono state tantissime informazioni anche rese in modo molto accattivante e piacevole. Tornando a due aspetti che abbiamo toccato prima. Allora, prima c'era il discorso che lei diceva, ci sono un po' queste due scuole di pensiero, la scuola appunto zavogliana che dice la televisione deve educare e chi dice deve soprattutto informare. Ecco, io mi ritrovo anch'io in questa seconda categoria perché mi sa anche di periodi ancora ideologici in quanto... ma si chiamava infatti TV pedagogica. Esatto, che quello voler insegnare credo che sia ormai veramente un periodo superato perché la gente non è stupida, ha una grandissima varietà di informazione, l'idea è in grado di farsela da sola, se poi vedere canali tematici sulla storia, documentari, eccetera, ha la possibilità di farlo. Quindi io non credo che uno per forza, anche se chiaramente una televisione che ha anche il canone, un qualcosa in più deve fare, ma certo. Ecco, il ruolo demagogico e quasi così di indottrinamento che deve dare, credo che fortunatamente è anche superato e questo è un bene. Sull'altro discorso ecco, che facevate prima delle contaminazioni, ecco, io proprio stamattina, io ho più di 60 anni, quindi mi ritrovo anch'io più sulla carta stampata, però è un discorso appunto come diceva lei prima di medium, poi quindi al di là del medium poi i concetti sono quelli. Io come tutti i sabati e domeniche mi leggo la Gazzetta perché per lavoro durante la settimana devo fare anch'io una rassegna stampa della stampa locale o anche specializzata tipo sulle 24 ore e altre cose, per cui il fine settimana o quando vado in ferie non compro quotidiani di nessun tipo tranne la Gazzetta per vecchia abitudine e anche quando appunto vado in vacanza. Stamattina appunto apriva in grande, c'era il sovrattitolo in piccolo era la partita di calcio dell'Italia ieri e in grande appunto erano i fatti che sono successi in Francia questa notte. Ecco, credo che sia tutto sommato una formula giusta e questo lo dico anche, credo che valga anche per le TV locali.
in quanto siamo un po' tutti quanti bulimici per la grande Certo. varietà che abbiamo. Quindi avere sotto mano, io compro il giornale sportivo, però c'è per esempio nella Gazzetta quella bellissima rubrica di Dell'Arti che ti fa la rassegna di una settimana, ti condensa, eccetera. Quindi avere la informazione di nicchia, che può essere quella sportiva, può essere quella che fa in maniera molto meritevole il giornale, la TV locale che ti dà appunto quelle informazioni che non trovereste, a fianco però trovare anche una sintesi, un qualcosa che ti dà sotto mano anche una visione d'insieme, ripeto, al di là del mezzo che poi uno usa, che può essere appunto il giornale, internet, il mobile, eccetera. Credo che sia comunque un di più che possa aiutare e servire. Ecco, in questo senso mi sono ritrovato perfettamente in entrambe anche le opinioni. Grazie. Vabbè, la ringrazio, è stato molto gentile e anche competente, mi sembra. Mi fa piacere, insomma. Quindi diciamo agli organizzatori, pochi ma buoni, insomma. Io volevo dire solo una cosa, siccome io guardo sempre, diciamo, i programmi culturali, quindi, e anche i telegiornali, lavorando in Rai, io guardo sempre Canale 5 e guardo tutti i telegiornali, Rete 4, quando sono di riposo, Rete 4, Studio Aperto, quando sono al mio posto di lavoro, le mie colleghe mi sgridano. Cioè lei mentre lavora in Rai guarda i nostri telegiornali, sì. no? Cercavo di capire. No, però Non l'hanno ancora cacciata. ma sono fatti molto meglio, ho notato che ci sono dei servizi. Mi mette in difficoltà. Però, No, lo sanno che io prima lavoravo in media, in no, insomma, Fininvest. io non posso esprimere Però ho giudizi. notato che ci sono dei servizi molto più interessanti, tipo Canale 5, il mattino io lo accendo e sento tutte le notizie, tipo anche il meteo, sento tutte Per le... prima pagina? sento un po' tutto e mi piace. Ho guardato quello della Rai e non mi piace, anche se ci lavoro, questo non vuol dire, è una critica. E anche i programmi, diciamo, che ci sono, a parte adesso Uomini e Donne, quelli non li guardo perché lavoro, anche perché io sono su altri programmi peggio di Detto Fatto, quindi non posso dire, però ho notato che è migliorato, diciamo, Canale 5, Mediaset, da un po' di anni a questa parte. Ci sono dei fatti diversamente, non lo so. Ma lì il discorso, se posso dare una spiegazione per la mia esperienza, è che su tutti i telegiornali giovani storicamente, che hanno dovuto conquistare una loro vita sul mercato che non era assicurata da nessuno. Io mi ricordo i primi anni che facevo il TG, guardavamo con ansia gli ascolti perché pensavamo sempre di essere chiusi. Allora fare un TG con quest'ansia non è bellissimo, perché per esempio, cioè, è chiaro che se uno alle 18:30 apre con Cogne e fa 3 pezzi su Cogne e ottiene un certo tipo di ascolto, se apre sulla Palestina e Israele, complicato alle 6:30 per Italia 1. Però allora, e ci è stato criticato, si può fare una scaletta in base alla vendibilità dei singoli notizie? No, perché il giornalismo ha una sua grammatica per di più universale, però ci può essere una composizione linguistica delle notizie. Magari io posso decidere di dare quel servizio con un collegamento, con delle immagini di un certo tipo, e su altri soffermarmi di più. Insomma, per dire, però tutto questo lavoro che abbiamo fatto per poter avere ascolti, io parlo di Studio Aperto, ma penso che l'abbiano fatto anche i colleghi del TG5 e del TG4, Sì. poi è vero che Emilio è stato per tanti anni direttore del TG4, però Emilio aveva una cultura televisiva che era il vecchio TG1, che in fondo è un po' la base, the basic. Cioè, io guardate, ci vogliono le basi nei mestieri. Io prima le basi e poi le Ma lui trasgressioni. veniva già dalla Rai, A quindi me aveva già dicevano prima il fatto pane e poi la 30 anni di brioche, Rai quindi prima c'è gente che non sa cos'è il esperienza. pane, quindi non può fare una brioche. Quindi quella scuola è stata una scuola di televisione per tanti anni per noi, l'uso del live, l'uso delle immagini, come si usa la telecamera quando si gira, l'uso della voce, l'uso delle parole. Pensate che la primissima sigla di Studio Aperto Guerra, ancora oggi vista, è geniale, perché è una macchina da scrivere che scrive Studio Aperto su un fondo nero, che oggi addirittura molti grafici ce la ripropongono come una novità. Quindi quell'uomo lì, che veniva pure dalla scuola del TG1, si era inventata tante cose. In 20 anni, 24, ormai sono passati 24 anni da quella notte, e quindi adesso di più, perché insomma siamo vicini al prossimo anniversario, al 16 gennaio, io sono molto legato a quella notte, scusatemi, perché è una notte che mi ha cambiato la vita. Eravamo 8 romani, ospiti al Jolly, stavamo a Magnà, come si dice, insomma, che abbiamo fatto il primo turno, e quindi eravamo al bar Jolly a vedere la Hotel, televisione, l'hotel Jolly che all'hotel c'è Jolly segnato. di Milano 2, e insomma
Vabbè, insomma, adesso non vorremmo parlare dell'hotel stasera. No, vabbè, perché perché no, non lo sanno magari. no, se volete facciamo un incontro sull'Hotel Jolly, sulle storie dell'Hotel Jolly, che è molto divertente giornalisticamente, però non vorrei, magari senza telecamera lo facciamo, non vorrei che poi qualcuno usasse quello che dico per... No, comunque... No, allora però questo per dire che quella notte è stato fatto un lavoro che probabilmente ha reso più freschi, più giovani alcuni criteri dei nostri telegiornali. Però devo dire, senza parlare specificamente, non vedo bene quelli della RAI costantemente, li vedo soprattutto i titoli, cerco di capire l'impaginazione di TG, oramai anche la nostra evoluzione manageriale è cambiata. Io ho uno schermo grande in cui vedo quello che mi interessa, un altro schermo grande con i multiscreen in cui vedo in piccolo le cose, vedo e sono lì, sono entrati l'All News, è entrato Sky TG24, le News 24, il nostro TGcom 24, quindi io vedo solo i titoli e poche cose. Ma a mio avviso Però per è dire, quando sono migliorato. arrivato allo sport io, come nell'agenzia sportiva Sport Medici, era anche il TG di pranzo di Italia 1, alla prima riunione io vengo da una scuola selvaggia, ho avuto dei maestri selvaggi e non sono uno tenero nel lavoro, non so se vi potete informare, insomma, sono uno abbastanza selvaggio. Selvaggio non vuol dire trattare male gli altri, io detesto i capi che trattano male le persone, sono pignolo sull'oggetto lavorativo, non sono uno che insulta le persone, le umilia o fa mobbing, che sono due cose diverse. Cioè io amo stare con persone intelligenti e con persone di valore, io ho fatto crescere tanta gente che è diventata famosa con me e neanche me lo riconosce, quindi, e per mia fortuna non sono né geloso né invidioso, perché mi reputo fortunato, sono un credente, Dio mi ha dato molto nel lavoro, quindi io me ne frego delle competizioni, non so se mi spiego. Quindi, Comunque... per dire oggi io potevo andare in onda così, No, la signora forse- avrebbe fatto un'altra domanda, non ci Io sono ti- andato. La curiosità è capire Però- come mai c'è stato questo però- cambiamento, cosa è però- cambiato No, all'interno però per del... dire che quindi la pignoleria del lavoro su certe cose sicuramente è un po' più nostra, però globalmente io dico, tutti i nostri telegiornali sono diventati tutti secondo me un po' vecchi, sono troppo lunghi, hanno una grammatica di tipo tradizionale e non c'è uno scarso rinnovamento. Noi per esempio a Studio Aperto avevamo innovato molto, siamo stati anche molto criticati. Però ci sono anche tanti vecchi in giro, non è che siamo tutti No, giovani, ma c'è anche una io dico una che però parte- nell'offerta che è diventata, io quando vado ai convegni con i miei amici di sinistra che dicevano all'epoca, quando il nostro editore era presidente del Consiglio, che non c'era la libertà di stampa, che eravamo tutti servi e tutti schiavi, no? E, ma insomma, dico onestamente, come non c'è la libertà di stampa? Quando io, prima di quella famosa notte, al Milano 2, c'erano solo i 3 telegiornali RAI, era il 1991. Sono passati 20 anni e siamo pieni di telegiornali e noi abbiamo contribuito, creandone altri 3, ad arricchire, secondo me, l'intelligenza del paese. Che 6 telegiornali sono meglio di 3, 9 sono meglio di 6, 1000 sono meglio di 10. Evviva internet, evviva il Twitter, evviva i telefonini. Io sono per persone che si informano, che sanno e che vedono. Per Anche se- esempio, anche Meglio, se- guarda, paghi un eccesso che un difetto. Anche Perché se- nel difetto di informazione mi spavento, basta pensare ai Ma il regimi futuro di un TG. totalitari, no? E io invece sono per l'eccesso di Comunque tante informazione. notizie vengono modificate. Però detto questo, i telegiornali hanno bisogno, secondo me, di una rivisitazione, di una riforma. per esempio, il futuro potrebbe essere ureporter.it del Sì, TG. Reporter.it che mi sembra che sia fatto da un veneto che ha lavorato con noi, che è Cimarosti se non sbaglio, no? È corretto? Sicuramente è diventata fonte per i telegiornali tradizionali, quindi questo ragazzo che faceva i collegamenti telefonici con Studio Aperto per raccontarci delle cronache locali che erano però di interesse nazionale, o come era al tempo a Venezia, il mio direttore Giordano ci ha sempre chiesto, adesso mi fai i collegamenti sul tempo, sul meteo, insomma, poi i giornalisti non volevano perché dicono non siamo meteorologi, insomma c'è tutta una serie di problemi molto complessi, si è inventato una cosa che è diventata spesso fonte dei telegiornali. Io mi sono accorto di U-Report quando c'è stata la tragedia del treno, non mi ricordo adesso la città di preciso, Livorno, dove penso sia stato quell'incidente pazzesco e i DG la mattina non avevano immagini, hanno citato U-Report con il marchio, perché si possono prendere, quindi sicuramente un sito di quel tipo, più che essere un futuro, è un service per gli altri, perché non è la somma di immagini di U-Reporter che fa un prodotto, io forse non sono stato chiaro, perché è organizzato, con una grammatica, con una regia, con dei segni disposti in termini gerarchici, con un filtro. Sono fonti, sono immagini allo stato puro. Televisione all'Enzerberger potentissima, ma non ci credo in una televisione tipo U-Reporter. U-Reporter è un tipo di informazione. Poi per esempio oggi io su Parigi voglio sentire qualcuno che mi spieghi quello che è successo, che non mi faccia vedere solo delle immagini o un Twitter o un pezzo di web o
un pezzo di telefonino, io voglio capire, per capire ci vuole qualcuno che sa, perché io se esco qui fuori e vado a Soligo e faccio una Vox Populi, che è un vituperato esercizio giornalistico che a me non interessa più, e dico, ma voi sapete la differenza fra Al-Qaeda e ISIS? Che cosa mi dice la gente? Ma di che cosa stiamo parlando da ore che nessuno sa di che cosa stiamo parlando? Sono ore che parliamo di cose che voi, tra virgolette, non sapete e che noi, tra virgolette, sappiamo anche meno di voi, qualcuno. Qui non solo il problema della D'Urso che conduce, anche altra gente non dovrebbe condurre. Quindi non lo sanno e noi dovremmo informare, dire alla gente come funziona il terrorismo, che cos'è il terrorismo islamico, qual è la differenza tra il terrorismo islamico e gli islamici moderati, quali sono le differenze geografiche, culturali e religiose fra i musulmani fra di loro. Io quando abbiamo fatto la guerra in Iraq ho dovuto studiare per capire bene quali erano le ripartizioni delle varie tribù, se no non lo capivo l'Iraq. È una cosa complicata. Se esco qui fuori e dico, ma lei mi sa dire che cos'è? Adesso, stasera, qualcuno mi dice qual è la differenza fra Al-Qaeda e l'ISIS? Prego, sono qua. Prego. Allora, l'ISIS praticamente è un movimento nazionale di estremisti. Al-Qaeda è un movimento gestito da un leader con una tematica sulle varie disfunzioni dell'esterno, di tutto quello che è i popoli esterni. Quindi si sono coesi tutti insieme quelli gestiti da Al-Qaeda per dar contro a un movimento. Al-Qaeda ha fatto gioco forza su quello che era la sua presenza. L'ISIS sta cercando di lavorare con i quantitativi delle persone, quindi cercare di creare un fastidio nelle persone, come faceva ai tempi Hitler. Il fastidio l'ammazza proprio. Sì, nel senso, ma come faceva ai tempi Hitler, per creare un fastidio nel vedere, nel sentire, nel relazionarsi con le persone. Sì, non è sbagliatissimo, però in realtà in termini di disposizione, Al-Qaeda è una rete, il significato è la rete, vuol dire che è in tutti i luoghi e in nessun luogo, quindi ha bisogno di un centro, di una leadership che è spesso invisibile, in questo caso Bin Laden, le grotte del Pakistan, i suoi eredi, eccetera, eccetera, e delle cellule locali che si attivano in base a un percorso che può essere non quello fisico, neanche quello di una riunione o di una cosa. E l'ISIS invece è un vero e proprio Stato, è il califfato che ritorna alle origini del Medio Oriente, quindi tra la Siria e il vecchio Iraq, e che mette in discussione la ripartizione di quella regione fatta dopo la fine dell'impero ottomano. E quindi, essendo uno Stato, ha un territorio di partenza, ha un esercito, ha un suo pazzesco, drammatico idee di governo, ha una serie di idee e ha un criterio di espansione. Tant'è vero che si è espanso nel nord dell'Africa, da cui mira all'Europa. Ma hanno due modalità di terrorismo molto diverse, per questo una delle problematiche che c'è della Francia, che c'è stata anche degli attentati di Charlie Hebdo, che Al-Qaeda e ISIS, una sorta di primato, hanno scritto i giornalisti, pazzesco del terrore, si sono messi insieme. E mettendosi insieme, decidendo quindi di cooperare contro un unico nemico che siamo noi occidentali, sono diventati particolarmente pericolosi. Infatti anche l'operazione di ieri sera ancora ISIS, ma non sappiamo bene quanto può essere stata aiutata dalla dimensione locale. Se pensate che c'è stato un arresto in Germania e 3 di questi vengono dal Belgio, uno di questi aveva i passaporti di siriano rifugiato, pensa domani cosa mi tocca nelle discussioni con Salvini, no? Sì. Sì, sì, esatto. Beh, ne hanno trovati altri come cosa a Merano, come più a nord di qua. Però questo per dire, come nel nostro mestiere, adesso ci siamo persi nella cosa, è molto difficile. Allora io voglio capire, e per capire ho bisogno di gente che fa informazione, che non fa spettacolo, che fa ascolto e che mi dà solo delle immagini. Se vedo le immagini di Parigi, senza un'entità intellettuale aristotelica, kantiana, che me le razionalizza, non ci capisco niente. Capisco poco. Infatti le immagini ieri non si capiva niente a un certo punto. Prego. Domanda, c'è una domanda ancora pronta? Sì, grazie. Buonasera, intanto Ciao. mi complimento anche per il vissuto personale, oltre che per la testimonianza professionale, perché abbiamo conosciuto un dietro le quinte, credo, anche della sua carriera, Grazie. ma anche del suo approccio. Una cosa che, mi scuso, che mi viene mentre lei chiede giustamente, vorrei sapere di più, un sito che oggi è citatissimo, anche se magari non è Dagospia,
sta dicendo in questi minuti che, lo leggo in diretta, che forse era un massacro evitabile, cioè che il Bataclan non era sorvegliato a vista della polizia, doveva esserlo, perché già c'erano state minacce, perché ci sono dei proprietari che sono ebrei, perché lì si svolgevano le feste della polizia ebraica. Insomma, c'era tutto un passaggio nel 2011, addirittura alcuni erano stati già arrestati perché stavano meditando di fare un attentato proprio là. Questa è la cosa che mi stanno inquietando molto in questo momento qua, oltre al fatto che magari alcuni controlli non erano stati adeguati rispetto a alcune cellule, ma questo evidentemente fa parte delle discussioni, insomma, di quello che andiamo, però è molto, cioè, molto significativo, perché è venuto... Ma guardi, se non la voglio interrompere, non so se mi deve fare una domanda. Sì. Prego, la domanda era su, l'aspetto è però questo. allora, prima della domanda Sì. le dico che su come funziona l'intelligence ci sono tante di quelle problematiche. Io ho fatto tanti top secret con il mio programma storico, non so chi di voi lo conosce, sull'11 settembre, e alla fine mi sono letto le teorie del complotto e devo dire stavano tutti in piedi. Poi non abbiamo mai trovato una prova di questo complotto e quindi è ingiusto pubblicamente dare delle colpe addirittura dei presidenti americani, ma indubbiamente c'erano tanti di quei segnali per poter prevenire l'attentato dell'11 settembre che è incredibile non sia stato fatto. Lo stesso vale per Charlie Hebdo, erano già stati minacciati, era una sede che era oggetto di rischio, i due che hanno fatto l'attentato erano conosciuti per la loro storia, per la loro storia sia religiosa che processuale, e cioè viene sempre fuori in questi casi la cosiddetta disattenzione dei servizi. Però o non è possibile controllare tutto e non ci sono i mezzi, i soldi per farlo, o qualche volta le disattenzioni sono studiate. Mi sono spiegato? Sì. Questo è essere maligni, essere complottardi, essere top secret. Sono studiate perché qualche volta l'aumento della tensione produce degli effetti politici interessanti. Allora magari i servizi segreti, che dovrebbero fare un lavoro di intelligence positivo, e cioè di dare le informazioni ai governi per poter agire nella realtà in termini di sicurezza dei cittadini, che dovrebbero essere protetti dai governi, qualche volta si chiamano deviati perché invece fanno dei loro meccanismi di potere completamente diversi, quindi l'attenzione può favorire un leader politico rispetto ad altri. Ora dire che c'è dell'organizzazione ieri sera non è corretto. Dico solo che in Francia sta succedendo un fenomeno strano. Tra gennaio, Charlie Hebdo, e ieri sera, due mattanze diverse per numero ma tutte e due molto feroci, alla fine non c'è un arrestato che parla. Allora, lo dico perché essendo io un esperto di teoria dei complotti, quando non c'è nessuno che parla, quando nessuno viene arrestato, che muore sempre in un blitz o che muore, ci sono mille spiegazioni inevitabili, ma noi non abbiamo informazione dai protagonisti né dell'uno né dell'altra operazione terroristica. E quindi immaginiamo delle cose. Prego. Una domanda mi viene No, se potevo... 8 attentatori, hanno fatto tutto curato, tutto sistemato, non hanno fatto sapere dove andavano, non hanno fatto sapere come si muovevano, hanno trovato i passaporti. Questa storia dei passaporti nota che c'era un attentato. C'è gente che si fa esplodere, però è No, ma sicuramente è molto complessa la situazione. Prego, una domanda. Sì, ma forse dicevo fa anche parte di quel tentativo che abbiamo in queste ore qua di poter trovare delle giustificazioni, delle ragioni, quindi evidentemente poi adesso si scaverà molto a fondo, si cercheranno appunto le soluzioni, le ragioni. Esco un attimo, ma evidentemente è un protagonista dell'informazione. È una domanda che è risuonata anche nei giorni scorsi al corso di formazione per i giornalisti qua. Una cosa che si nota, lei ha fatto alcuni accenni anche a un dato educativo, non pedagogico, ma un dato educativo generale, TV generalista. Io credo che uno dei fenomeni di questi ultimi anni sia stata una pesante irruzione del meccanismo criminale, cioè il tema violenza, ma voglio dire, sì, non TG solo, informazione, trasmissione, eccetera. Questo non sta creando una sorta di assuefazione, parlo a partire dalle dinamiche giovanili in poi, rispetto a una questione che ritengo fondamentalissima per il dato civile. Insomma. Quindi la preoccupazione su questo. Ultimissima, c'è una possibilità oggi, al di là delle scalette rigide, delle decisioni editoriali e degli interessi economici evidentemente che ci sono, eccetera, di fare una TV, una cronaca bianca, ma non una cronaca bianca moderna, innovativa, che sia qualcosa. Grazie. No, ma parto dalla fine. Sicuramente c'è questo desiderio, che se ne è parlato anche in riunione a settembre,
di fare più cronaca bianca, perché c'è un po' di stanchezza anche nostra della nera, no? Perché è stato usato e abusato negli ultimi anni. Io su questo poi ho una posizione anche molto pragmatica. Noi facciamo la grande storia di cronaca perché interessano agli italiani, non è che le facciamo perché interessano a noi. I dettagli, ecco, cioè proprio entrano i dettagli No, ma criminosi in tutti questi aspetti. io sono stato quello che ha portato in TV Picozzi, Garofano, la scena del crimine, le metodologie, quindi sono un po' responsabile di questi meccanismi e che hanno creato sicuramente dei programmi che hanno avuto fortuna, come il nostro Quarto Grado, oppure hanno rinnovato Chi l'ha visto, hanno creato poi altre storie tipo Amori criminali. Sicuramente credo che tutti quanti in questa sala sappiano, siano quasi esperti del DNA, visto che discutiamo da più di un anno del DNA di Bossetti per cercare di capire se è stato lui a uccidere quella povera ragazza, e abbiamo quasi dimenticato la povera Iana che è morta in un campo probabilmente di stenti e di freddo, e ci occupiamo quasi sempre della psicologia del carnefice, di sua moglie. È una nostra colpa, è una delle nostre colpe, più che creare secondo me una assuefazione nei giovani in senso etico di perdita dei valori o di pensare che si può uccidere uno con grande tranquillità e farla franca. Quello è più un problema della giustizia italiana che è nostro, di noi media. Cioè, la risposta che do è sempre la stessa: i media da soli non sono mai responsabili sociali di nulla, secondo me. I media sono sempre in un sistema, in questo sono paradossalmente marxista, perché io in realtà ho avuto un'educazione mista, di destra e di sinistra, no? Quindi alcune cose culturalmente le prendo più da un mondo che da un altro. Cioè i media sono in un sistema, che è un sistema economico, un sistema valoriale, un sistema in cui c'è il compito delle famiglie, il compito della scuola, il compito dell'habitat. Cioè non è il media da solo che spinge un giovane a emulare una cosa, è tutto un complesso di elementi, di perdita dei valori. Potrei dire metaforicamente, come scrive oggi Repubblica, che anche questa storia francese ha a che fare sicuramente con un tipo di reclutamento in certe zone. Poi se oggi Repubblica parlava delle banlieue, c'è la famosa periferia parigina, poi si è scoperto che sono belgi, però voglio dire, nel caso di gennaio il terrorismo globale, sia di ISIS che di Al-Qaeda, aveva a che fare con le problematiche di giovani senza lavoro, senza educazione, che vivono nella famosa periferia di Parigi, dove erano abituati all'odio, allo scontro con la polizia e forse col mondo occidentale. Quindi i media non è che da soli formano o informano o sformano, sono inseriti in un contesto. Qualche volta possono migliorare, avere dei compiti di dare altri tipi di notizie o di non indugiare troppo su certi elementi. Quindi un eccesso di attenzione a alcuni elementi della cronaca nera è sicuramente negativo, e la pigrizia nel trovare le storie di cronaca bianca è negativo. Quindi le redazioni, i capi delle redazioni, i giornalisti devono alternare di più i toni, i colori dell'informazione e raccontare più storie di vita. Quello che lei chiama cronaca bianca, gli americani la chiamano life, no? Che sono spesso anche storie straordinarie, positive, di successo, oppure di buoni valori, ma che magari sono buoni valori che vengono dopo una tragedia, quindi sono storie anche che emozionano, sono storie di riscatto, sono storie di rinascita, sono anche delle curiosità. Qualche volta la bianca confina addirittura con la rosa, ma va bene così. Certo che facendo tanta rosa, tanto gossip e tanta nera c'è il rischio di dare un'informazione specializzata un po' negativa. Però, ripeto, non è facile prendere iniziative lì dove il mercato ti prende per la... Io nel caso della criminologia sono un appassionato, quindi ne farei sempre tanta perché a me piace, mi interessa, è intellettualmente suggestiva. Ho dedicato molto spazio in Top Secret, in 100 puntate e passa, metà l'abbiamo fatti su questi temi. Però ciò non toglie che per me è un modo di conoscere la mente umana, per me è un modo di conoscere l'animo umano e le sue possibilità anche nel male. Non ho paura del male, disse una volta Hitchcock che se fosse stato italiano, cioè cattolico, non sarebbe diventato il grande regista che era, perché la sua educazione protestante lo obbligava a mostrare il male per superarlo. Noi invece il male lo rimuoviamo o lo nascondiamo o lo cacciamo o lo confessiamo, ma non lo mostriamo. E io sono sempre dell'idea, come ho detto prima, meglio un eccesso di informazione che un difetto, meglio mostrare il male con anche non morbosità ovviamente, per conoscerlo e superarlo, che nasconderlo. Quindi dipende sempre da chi fa la cronaca, da chi fa i programmi di criminologia, da qual è il suo senso della misura, da qual è il suo senso etico personale, da qual è la sua preparazione intellettuale. E certo che se poi diventa un esercizio collettivo su dei particolari, il rischio è di correre anche errori molto gravi. Poi non colgo l'occasione per dire che
mi è capitato di vedere una puntata di Chi l'ha visto che faceva una critica severa al nostro modo di fare televisione. Non dico qui pubblicamente cosa penso di Chi l'ha vista, ma non mi era mai accaduto con un programma che nel mercato della cronaca nera e che fa le stesse cose che facciamo noi, usasse il mezzo per contestare gli avversari, tra virgolette. Cioè, io lo trovo una cosa incredibile, potrei dire delle cose terrificanti di quel programma, delle cose che so, ma non mi sarei mai sognato, perché sono un liberale di educazione, di andare in TV e di usare Quarto Grado per parlare dei meriti di Chi l'ha visto. Una cosa è certa, chi ha visto quella puntata di Chi l'ha visto, che noi non manomettiamo sicuramente né l'opinione pubblica né il corso dei processi. Su questo proprio non c'è alcun dubbio. Nessuno in Italia è ancora in grado di fare questo. Nessuno è in grado di fare pressione sulla magistratura, anche dei processi, per poter avere una sentenza piuttosto che un'altra, nella cronaca. E poi se volete fare nella politica ci vediamo un'altra volta. La telecamera è spenta. Non per il conto in banca, insomma. No. Siccome io guardo anche il programma di Nuzzi che parla anche di tutti i casi, tipo Chi l'ha visto. È un mio vice direttore, quindi lo devo difendere comunque. No, a me piace lui, però l'ho seguito perché... Fisicamente le piace? No. No, mi piace come... Vabbè. Allora, il problema è questo, Stanco, l'ho seguito nelle varie televisioni, nei vari programmi che lui è stato ospite alla 7, è stato ospite, io seguo un po' tutto. E ho visto che lui sta presentando questo libro di Papa Francesco, di tutto quello che è Via Crucis si chiama. Via Crucis, e quindi l'ho seguito e ho detto... ma cosa mi vuole dire? Cos'è che non le che piace? Lui adesso, no, che lui adesso ha dei problemi perché è stato... indagato. Beh, è normale, mercoledì mattina insieme a Fittipaldi, che è l'autore dell'altro libro, un giornalista dell'Espresso, saranno interrogati dalla magistratura vaticana. Concorso in furto, più o meno, questo mi sembra la dizione esatta. Io direi... Io però sono, per esempio, scusa, finisco con una cosa, io l'ho difeso Nuzzi perché il caso di Nuzzi pone un problema molto aderente a quello che ho detto. Nuzzi si difende male di quello che ha fatto dicendo che lui ha solo pubblicato. Un giornalista non pubblica solo, ma filtra, analizza, decide. Quando io dicevo connessione, contemporanei credibili, perché molti siti hanno chiuso in America? Perché erano fatti da ragazzi che non sapevano fare questo mestiere. Invece i siti che nei giornali esistono e resistono perché sono le notizie anche di internet, sono fatti da ragazzi che vengono educati al mestiere. Quindi non è che uno prende un oggetto e lo dà perché gliel'hanno dato. Questo lui si è autoridotto, ma nello stesso tempo i giornalisti questo fanno. Quando hanno una notizia, hanno un oggetto per le mani, lo pubblicano. Non lo pubblico per il bene del Vaticano o per il bene delle proprie tasche, quello fa parte di un indotto naturale, fa parte delle leggi del mercato, se no i libri non si fanno proprio e buonanotte. Però c'è anche l'altro lato della medaglia, in questo tipo di attività, per quanto borderline si chiama anche scoop, e gli scoop sono tutti per certi versi maligni, quindi una volta fatti tutti si lamentano che siano stati fatti, è come il Watergate, però poi alla fine nel dibattito che accade abbiamo scoperto con Sua Santità che Ratzinger era solo rispetto al governo vaticano di Bertone e che poi 6 mesi dopo si è dimesso, se non sbaglio, no? Abbiamo fatto un altro Papa. Abbiamo scoperto che Bergoglio ha cambiato molto la Chiesa, ma non ancora le regole dello IOR. E quindi voglio dire, i libri, come la TV, fanno sempre bene al cervello. Hanno detto che aiutano anche con l'Alzheimer, specialmente quelli di un certo tipo, no? I romanzi. Ho letto un articolo che diceva il titolo: il romanzo ci aiuta a mantenere vivo il nostro cervello perché ha un intreccio, una struttura, un plot. Quindi i libri, io infatti ne parlo sempre in televisione, certe volte sembra un'edicola, mi dicono ma fai le marchette? Vabbè, in un paese in cui si legge poco mostrare un libro non è una marchetta. E con questo io direi che se il meeting dell'informazione inizia come prima edizione con dei personaggi che l'informazione la vivono quotidianamente, hanno fatto uno scopo della loro vita, lunga vita al hashtag Soligo in Rete. Grazie a tutti voi per essere stati presenti e un grazie speciale veramente ad una persona che credo che è la persona ideale per questo tipo di iniziativa. Buona serata a tutti. Beh, siamo ancora abbastanza, grazie a voi, siamo abbastanza vegeti perché lavorando da questa mattina alle 5 e non smettendo di lavorare da 2 mesi tutti i giorni, siamo ancora, non ho mangiato, non ho preso niente,
Tra l'altro sto facendo anche dieta proteica, quindi non posso prendere anche i zuccheri. Non posso Grazie a neanche bere. Glauco Zuan, grazie agli organizzatori e grazie a Claudio. Uno per uno ci Bracchini. siamo conosciuti, insomma. No. Arrivederci. Tanto vedevo qua messaggi su queste. Sarà diventato...